Claudio Pasini e il coordinatore di ANCI Giovani Veneto Roberto Bazzarello. Vi prego di accomodarvi qui sulle sedie sulla destra, prego. Come preferisce il sindaco, dietro di lei ha un microfono appoggiato sulla sedia e cominciamo da lei con i saluti. Come preferisce, da qui o dal podio? Allora lascio la parola per i saluti e l'introduzione al sindaco di Verona, Damiano Tommasi. I sindaci sanno applaudire, vero? Grazie. Aspettavo di sentire cosa dico per applaudire. Benvenuti e benvenuti a tutti, e per me è un orgoglio ospitare questa assemblea, ospitare tanti colleghi e tante colleghe, il Presidente della Regione, la nostra concittadina Vice Verti, e credo che queste siano le occasioni in cui le tante parole che spesso si usano parlando di territori, di comunità, di capillarità della presenza delle istituzioni, la vicinanza con i nostri cittadini, credo che possano e debbano trovare concretezza, un confronto che sia serio e soprattutto sui temi che ci coinvolgono tutti i giorni, e credo che come sono convinto da mie esperienze professionali precedenti, se il gioco si fa di squadra si riescono a trovare soluzioni che non vengono condizionate da posizionamenti politici o da ideologie o da altri temi che non sia la risoluzione dei problemi e l'affrontare l'emergenza con onestà intellettuale, ma soprattutto con voglia di risolvere e di portare soluzioni. Credo che la nostra organizzazione ANCI, in questo caso ANCI Veneto, abbia il compito di raccogliere questo sentire comune, questo sentire trasversale che ha una particolarità, che è l'esperienza sul campo. Tante volte vengono calate dall'alto iniziative o scelte che faticano ad ascoltare chi lavora sul campo tutti i giorni. È il nostro compito far sentire questa voce, raccogliere e sentire, ma soprattutto abbiamo la fortuna di avere, ho la fortuna personale, visto che è da poco che ho questo ruolo, di poter confrontarmi, di poter confrontarci con tante persone, con tanta esperienza, con esperienze di emergenze o di soluzioni trovate nel passato oppure non trovate nel passato, e credo che questo sia il compito di questa nostra organizzazione, che sia il senso di queste giornate, di questi momenti in cui ci troviamo, e mi auguro a dare e a proporre soluzioni, perché come spesso si trovano in tanti ambiti la frase che chi arriva a portare un problema e non porta almeno una soluzione è lui stesso parte del problema. Quindi credo che la fortuna e la capacità nostra di amministratori di confrontarci con le altre istituzioni, soprattutto nell'affrontare i temi, sia proprio quello che abbiamo solitamente almeno una soluzione da proporre. Credo che farlo tutti insieme, condividendola con i nostri territori, perché non tutti i territori hanno le stesse peculiarità, credo che sia la fortuna che abbiamo, il nostro sforzo, e mi auguro che anche qui a Verona questa giornata ci sia questa predisposizione, questa voglia di affrontare i temi che, come vediamo tutti in questi giorni, ricadono spesso sulle nostre scelte ultime, su chi poi deve concretamente risolvere i problemi dei cittadini e le emergenze che spesso ci troviamo a rincorrere più che a prevenire o a preparare. Quindi grazie Presidente Conte e alla presenza vostra qui. Mi ha fatto piacere che il traffico sia il problema della A4, perché il cittadino è a posto, no? Tutti, quindi anche questo credo che, a parte gli scherzi, ma penso che le presenze ci saranno durante il giorno, quindi benvenuti, grazie davvero, sono onorato di ospitare, che la nostra città ospiti, come ho avuto modo di dire a qualcuno di voi, la nostra città è bella anche quando piove, quindi benvenuti a Verona.
quello non possiamo imputarlo all'autostrada, però l'abbiamo affrontato e siamo tutti qui. Lascio la parola al Presidente della Provincia Flavio Pasini per il suo saluto. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui a Verona, una città, come ha detto il Sindaco, ospitale, quindi possiamo sempre, quando vorrete utilizzare la nostra città, è una città con le porte aperte. Soprattutto agli amici sindaci, un benvenuto a tutti. Viviamo in anni particolarmente difficili, ma trovarvi tutti qui, regione, appunto provincia, comuni, territorio, è un qualcosa di importante per noi, è un qualcosa di importante in un momento, appunto, come dicevo, di difficoltà in cui le emergenze sono molteplici. Parleremo diffusamente anche più avanti della questione degli immigrati sicuramente, ma è un'emergenza anche quella del PNRR, perché abbiamo l'opportunità, è lì, dobbiamo coglierla, dobbiamo fare i progetti, finire i lavori entro il 2026, tutto ok, tutto bene, però per ricevere questi soldi abbiamo bisogno di uffici tecnici attrezzati, cosa che non abbiamo tutti. Magari i grandi comuni hanno un'attrezzatura diversa, ma mi riferisco ai piccoli comuni dove spesso mancano personale, uffici tecnici, mancano i segretari comunali, e vorrei ribadirlo questo. Un comune, quando non ha un segretario, è in difficoltà dalla parte legislativa, non sa se fa il giusto o non il giusto. E come li aiutiamo questi piccoli comuni dove i segretari, e mi riferisco alla provincia di Verona, sono in una trentina su 98 comuni, tutti a scavalco e tutti che non riescono a fare il loro lavoro professionale in questi comuni perché non conoscono bene la materia, non riescono a approfondirla, quindi vanno a scavalco appunto da un comune all'altro a fare le cose basilari, le giunte e i consigli comunali, e anche di fretta. Quindi in questa situazione il piccolo comune ha grosse difficoltà, non riesce ad attingere i fondi PNRR perché non avendo lo studio tecnico, non riesce nemmeno ad avere magari i soldi per poter dar fuori il progetto, e poi magari in questo momento sta ricevendo anche immigrati che non si sa bene dove avranno posti, e nella quale, io lo dico in ogni sede, i sindaci dovrebbero essere i primi a sapere chi hanno sul territorio. Invece spesse volte non sappiamo chi abbiamo, non sappiamo con chi dialogare. È un'emergenza nell'emergenza, sta arrivando da Roma un qualcosa di sconosciuto, arrivano nelle prefetture, le prefetture fanno quello che possono, e quindi anche qui spesse volte c'è la mancanza di dialogo. Allora, cosa facciamo? Facciamo squadra, rimaniamo tutti uniti, cerchiamo di dare una mano anche ai piccoli e medi comuni. Questo è il nostro intento, questo è quello che fa ANCI, e io ringrazio il Presidente in primis, che è sempre presente e sempre ci dà risposte adeguate. Grazie a voi riusciamo ad avere la voce anche di quei comuni che altrimenti non saprebbero a chi rivolgersi. Come UPI dobbiamo collaborare, perché le province sapete che non sono diciamo così, nelle massime, hanno delle funzioni prima ma non hanno i funzionari, spesse volte non hanno i dipendenti, e quindi anche noi facciamo quello che possiamo. La Regione fa quello che può, grazie Presidente di essere qui, grazie anche al Vice, grazie agli assessori e ai consiglieri che sono comunque sempre presenti sul territorio, e io di questo vi ringrazio, perché a volte serve anche sentire la vicinanza di qualcuno. Magari il problema non riusciamo sempre a risolverlo, però sapere che qualcuno ha il nostro problema e ci è vicino e che magari ci può dare una mano, questo per noi è importante e basilare. Ringrazio anche tutti i colleghi delle province che fanno i miracoli facendo sindaci, presidenti delle province e tutto il resto, i consiglieri provinciali che fanno il loro lavoro a compenso zero, quindi li ringrazio doppiamente, e siamo tutti appassionati di politica e tutti volontari per dare una mano ai nostri concittadini in questa emergenza, ripeto, totale. Quindi ci siamo un po' abituati all'emergenza e ne faremo una alla volta, cercheremo di andare fuori anche da questi anni difficili. Facendo gioco di squadra, rimanendo tutti assieme, sarà sicuramente fondamentale e importante per venire fuori appunto da questo grosso problema che ormai è diventato cronico. Grazie a tutti, buona giornata e buon lavoro. Grazie Presidente.
chiudiamo i saluti di apertura con Roberto Bazzarello, che è il coordinatore di ANCI Giovani Veneto. Grazie a tutti, buongiorno. Innanzitutto un saluto al Presidente Conte, al Presidente Zaia, alla Giunta regionale e a tutti voi sindaci. Quando ci siamo visti lo scorso anno a Vicenza avevamo ancora la mascherina e abbiamo presentato la nostra attività di mandato del coordinamento regionale di ANCI Giovani. Abbiamo fatto davvero tanto e il 2023 è stato un anno intenso ma soprattutto bello, perché siamo riusciti a portare in Veneto la 12ª Assemblea Nazionale di ANCI Giovani. È stato un successo perché è stata definita l'assemblea più partecipata a livello nazionale di tutte quelle che sono state fatte negli ultimi anni. Abbiamo raccolto oltre 900 giovani amministratori che hanno preso la valigia e sono venuti da ogni comune, anche dei più piccoli, di ogni parte d'Italia, per venire a Treviso e confrontarsi insieme a noi. L'abbiamo chiamata Noi siamo l'Italia perché spesso sentiamo dire che noi giovani non siamo interessati alla politica. In Italia abbiamo invece 20.000 giovani amministratori, di cui 1.500 in Veneto. Peccato che siamo solo il 18% del totale degli amministratori e la media di età dei sindaci è di 55 anni e la cosa preoccupante è che noi giovani siamo tanti quanto i sindaci ottantenni. Questo significa che non stiamo investendo abbastanza nel rinnovamento. Per questo fin da subito in ANCI Giovani Veneto abbiamo lavorato all'impegno di avvicinare i giovani alla vita politica del Paese. Abbiamo realizzato un corso di formazione che è formazione comune, dove molti di voi hanno partecipato, ma stiamo lavorando anche insieme alla Regione per mettere a terra i famosi consigli comunali dei ragazzi, partendo da un progetto pilota che coinvolgerà i comuni capoluogo del Veneto. A Treviso io ho definito questo impegno una missione per l'Italia, perché per me amministrare significa mettersi al servizio di una comunità, e lo hanno detto anche i miei predecessori, i sindaci. E dobbiamo lavorare proprio per questo, per dare questo, con lo spirito di accendere nei giovani l'interesse alla politica, perché la politica non è qualcosa di brutto, ma è sicuramente qualcosa di bello. A livello nazionale stiamo lavorando con il Ministero dell'Istruzione per raccontare nelle scuole il lavoro che i giovani amministratori svolgono nei comuni italiani. Allo stesso tempo stiamo cercando di costruire un progetto che è un centro di competenze giovanili ad impatto locale, che è un progetto sperimentale, partirà da novembre 2023 e vuole mettere insieme le competenze degli amministratori locali, del partenariato economico-sociale, del terzo settore, dell'università, della società civile, delle associazioni, ma soprattutto dei giovani, per produrre progetti strategici finanziabili attraverso il Fondo Nazionale delle Politiche Giovanili e misurabili nella loro efficacia. Nelle prossime settimane, e mi avvio alla conclusione, abbiamo l'idea di continuare quello che ci eravamo prefissati di fare fin dall'inizio, ovvero visitare i comuni capoluogo del Veneto, far conoscere l'attività di ANCI Giovani, incontrare tutti i giovani amministratori del territorio e raccogliere le loro istanze. Cercheremo di portare anche l'idea dei CCR, dei consigli comunali di ragazzi, e soprattutto di incontrare gli amministratori del territorio e i sindaci. Io ringrazio tutti quelli che hanno creduto nei giovani, ringrazio Mario che ogni anno ci dà questo spazio, è stato prezioso per l'Assemblea, ringrazio la Regione che ci ha assistito anche nella formazione e soprattutto penso che voglio ringraziare la squadra di ANCI Veneto, senza la quale nulla sarebbe stato possibile. Grazie ad ANCI perché è una bellissima famiglia che oggi ci permette di essere qui a confrontarci su una passione che abbiamo nel cuore, l'amore per il tricolore e l'amore per le nostre comunità. Grazie a tutti e buon lavoro. Io invito i tre protagonisti dei saluti a tornare in platea, così continuiamo con il programma. Grazie, che prevede ora la relazione introduttiva della giornata del presidente di ANCI Veneto Mario Conte, che invito qui sul palco. Un applauso. Al podio o seduto? No, sto qui. Grazie.
Grazie. Grazie Damiano per l'ospitalità, buongiorno a tutti, un grazie al Presidente Zaia per essere qui oggi alla Giunta, a tutti le colleghe e i colleghi che hanno dedicato del loro tempo prezioso per essere qui oggi in un momento molto importante per noi. Siamo alla seconda edizione, l'anno scorso a Vicenza, quest'anno a Verona, il prossimo anno c'è il ballottaggio, dopo lo decidiamo insieme, però questo è un momento importante, dicevamo, perché non vuole essere semplicemente un incontro allargato per lamentarsi, per sfogarsi, vuole essere però un momento per fare una fotografia lucida e fedele sullo stato di salute delle nostre realtà e partendo da queste riportare dei contributi fattivi per cercare di migliorare le cose, per cercare di incidere. Si è chiusa un'estate particolarmente complessa. I temi sul tavolo delle istituzioni, in particolare di noi sindaci, erano e sono molteplici. I flussi migratori, le emergenze economiche e sociali, i cantieri PNRR, il mantenimento dei servizi a fronte delle ristrettezze di bilancio. Sono tanti i frangenti in cui i sindaci sono stati chiamati in causa sia per l'esigenza dei cittadini di trovare risposte concrete e tempestive, sia perché i sindaci hanno assunto un peso sempre più rilevante nel processo decisionale, anche grazie alla capacità di far rete e di far massa critica. Altre volte, bisogna dirlo, abbiamo dovuto sopperire a vuoti istituzionali, caricandoci sulle spalle criticità e situazioni complesse, senza che vi fosse una corretta delimitazione delle competenze. Ma non è in questa giornata che vogliamo lanciare appelli o fare polemica, anche perché noi sindaci veneti siamo decisamente più legati alle questioni operative. Siamo occupati ad aprire cantieri, ad assumerci responsabilità, a mettere sulla spunta della voce fatto. Siamo anche coloro che dedicano giornate con amore e spirito di comunità a rispondere alle richieste più disperate che ci provengono su tutti i canali, dalle mail istituzionali alle pagine social, perché per il cittadino ci vede come un figlio, un fratello, un amico o un vicino di casa. I sindaci sono quelli che rinunciano alla scrivania, ma non dimenticano che le cose vanno controllate, decise e realizzate. In Veneto, per esempio, abbiamo dimostrato come, nonostante tante difficoltà, i cantieri del PNRR procedono secondo i tempi stabiliti, con l'80% delle opere già aggiudicato, avviato e concluso, e il restante 20% in fase di progettazione avanzata. Questa, da parte dei nostri comuni, è la dimostrazione di come la cultura del lavoro permetta di gettare il cuore oltre all'ostacolo a fronte di una cronica carenza di strumenti e di fondi. Ma oltre ai fondi del PNRR, che sono esemplari del modello virtuoso applicato dai nostri comuni, ci sono altri temi importanti che ora andrò a tratteggiare brevemente. In questo periodo, è cosa nota, stiamo facendo tutti i conti con un imponente afflusso di migranti anche nel nostro territorio, provenienti sia da Oriente che dalle coste dell'Africa del Nord. Un'emergenza che si aggiunge ai ben noti flussi provenienti dall'Afghanistan e dall'Ucraina, paesi interessati da guerra, instabilità politica ed economica, a prescindere dalle opinioni sul tema che ognuno di noi ha, che su alcuni punti possono anche essere divergenti. Ritengo che i sindaci dovrebbero potersi orientare su regole certe e su un'unica cabina di regia che deve essere, e sottolineo 3 volte, europea. In questa sede, lo dico e lo ribadisco, le grandi strutture collettive non fanno altro che portare disagi che poi ricadono sulle nostre comunità. Vogliamo assolutamente scongiurare un'altra situazione come quelle di Cona e di Bagnoli, assembramenti il cui numero di migranti di fatto pareggiava quello degli abitanti. Non è un segreto, inoltre, che il documento di intenti condiviso con la Regione puntasse alla condivisione e alla costituzione di una cabina di regia, come si fa sempre in occasione di ogni emergenza. I grandi assembramenti portano dispersione e disordine. Attraverso il dialogo e il confronto si cerca
di limitare quelli che possono essere i disagi, ma di sicuro i sindaci non possono essere lasciati soli nella gestione di questa ennesima emergenza. Un'azione coordinata deve essere un'azione coordinata che tenga però conto delle opinioni di chi amministra il territorio. Deve fondarsi inoltre sulla consapevolezza che abbiamo a che fare con esseri umani che, se accolti e gestiti in piccoli numeri e con strumenti adeguati, possono integrarsi con il nostro territorio, con il nostro tessuto sociale e inseriti nel contesto economico, anche grazie al contributo che deve esserci delle associazioni di categoria. Altra questione è quella dei minori non accompagnati. Non riesco ad immaginare che una responsabilità così grande e i costi di questa accoglienza ricadano ancora sulle teste e sulle spalle dei sindaci, ma soprattutto i costi ricadono ancora sui bilanci comunali. Nel 2023 ritengo che questa cosa si deve assumere. Altro tema che interessa i nostri comuni è quello della carenza di personale. Potremmo soffermarci sul turnover, sulla formazione dei dipendenti, sull'impraticabilità di alcuni servizi proprio a causa della mancanza di risorse. Numeri alla mano, i nostri comuni devono fare i conti con un ammanco del 25% del fabbisogno di dipendenti. Pensiamo ai segretari comunali, costretti a quello che possiamo definire un tour de force tra un comune e l'altro per gestire giunte, consigli comunali o questioni tecniche spesso articolate. Se da un lato nutriamo la massima stima nei confronti dei professionisti che quotidianamente si dedicano ai nostri municipi, dall'altro non possiamo trascurare una mancanza che si trascina da troppi anni e che ora purtroppo inizia a rappresentare un peso troppo insostenibile. Un'altra questione, lo accennavamo all'inizio del mio intervento, riguarda lo sforzo che i nostri comuni stanno facendo per spendere bene i fondi del PNRR nei tempi previsti dalla norma e nelle condizioni previste dalla norma. Apro una piccola parentesi: se i comuni veneti riescono ad essere così virtuosi nell'attuazione del PNRR, pensate cosa potrebbero fare se fosse riconosciuta finalmente l'autonomia. Dicevamo, i progetti portati avanti dai comuni sono oltre 500. Il valore complessivo delle opere PNRR in Veneto per i comuni, in tutti gli ambiti, infrastrutture, sociale, scuola, strade, transizione ecologica, pianificazione urbanistica e digitalizzazione, ammonta a 833.997.156 euro. L'impegno verso i nostri comuni deve essere rispettato. A cantieri aperti o opere già appaltate, nessuno potrà nemmeno immaginare di dire stop alle risorse che noi ci siamo conquistati attraverso progetti, studi, analisi e presentazione di documentazione. Tale ipotesi dello stop dei fondi, che purtroppo negli ultimi mesi non è più apparsa così fantasiosa e remota, non può e non deve trovare assolutamente presa in considerazione da nessun livello istituzionale. I fondi destinati ai comuni veneti dovranno rimanere destinati ai comuni veneti e da questo punto di vista, come ANCI Veneto, siamo pronti a ogni tipo di azione nei confronti di coloro che metteranno in discussione questi fondi. Prioritario inoltre il riordino degli ambiti territoriali sociali, poi ne parleremo, in modo che la sinergia fra la Regione e i comuni, in un'ottica di efficientamento dei servizi, di potenziamento delle politiche di prevenzione, di protezione e di promozione dei diritti e dei doveri di cittadinanza sociale, siano sempre più omogenei ed efficaci, grazie all'impegno coordinato delle risorse regionali, statali ed europee e di quelle del terzo settore afferenti al mondo economico, produttivo e finanziario. Programmazione, sinergia e risposte certe devono essere dei veri e propri mantra, punti fermi che spingono aziende sanitarie e comuni a lavorare insieme per il bene dei cittadini e una crescente domanda da parte di un tessuto sociale omogeneo ma con peculiarità specifiche, in ordine ai vari contesti territoriali, oltre che di interventi sempre più rapidi e puntuali.
Permettetemi inoltre di ricordare come anche i comuni veneti, seppur percentualmente con una percentuale minima rispetto ad altre realtà nazionali, debbano far fronte alla gestione post reddito di cittadinanza. Deve essere chiaro, soprattutto dopo le comunicazioni dell'INPS, che il margine d'azione dei sindaci, che non può essere l'unico destinatario delle richieste dei cittadini dopo l'uscita di scena dello strumento di sostegno del reddito. In questa situazione di allarme sociale, che si somma ad un aumento sempre più pressante sin dall'emergenza Covid delle richieste di aiuto da parte dei nostri cittadini in condizione di indigenza, devono essere ben definiti i ruoli affinché i comuni non vengano lasciati soli a gestire una situazione così complessa, aggravata da manifestazioni di disagio che sfociano talvolta, troppo spesso, addirittura in minacce. Altri temi che tratteremo oggi, e non meno importanti di quelli che ho elencato, sono quelli relativi agli strumenti a disposizione delle pubbliche amministrazioni. Qui ringrazio Cassa Depositi e Prestiti, GSE e l'Istituto del Credito Sportivo, che poi illustreranno tutta una serie di opportunità straordinarie che sono messe a disposizione delle pubbliche amministrazioni, che talvolta o non conosciamo bene nel dettaglio, tanto da non usufruire di queste opportunità. Concludo per poi lasciare spazio all'intervento del nostro Presidente, che ringrazio perché ha dedicato davvero del tempo prezioso ai sindaci, dicendo e rivolgendomi a voi, cari colleghi, gli Stati Generali dei Comuni Veneti oggi non sono e non devono essere un'occasione passiva di ascolto di interventi su vari temi che interessano le nostre comunità, bensì un'opportunità di incidere. Non esistono comuni di serie A e comuni di serie B, comuni grandi o comuni piccoli, comune di montagna o comuni di mare, ma soltanto persone e presidi vicino ai cittadini, i nostri cittadini. Per questo un documento che raccolga le nostre intenzioni, le nostre richieste, i nostri appelli è fondamentale per far sentire la voce di chi quotidianamente mette da parte le parole per incidere con i fatti, di chi ogni giorno tocca con mano i problemi e cerca di risolverli. Il nostro supporto vuole essere costruttivo. Crediamo infatti che la tutela del territorio si debba fondare sul dialogo e non sulla contrapposizione a tutti i costi. Alzare le barricate rappresenta sicuramente uno strumento e se ci sarà bisogno lo utilizzeremo pure, ma crediamo altrettanto e fortemente nella forza della proposta, della costruttività e della partecipazione, ed è per questo che dagli Stati Generali usciremo insieme con un documento che contribuisca alla crescita non solo del Veneto inteso come modello amministrativo e di gestione, ma dell'intero Paese. Ricordiamocelo sempre, care colleghe e cari colleghi, noi siamo veneti e non lo dico con una forma di campanilismo, bensì perché credo che essere un amministratore veneto sia un valore aggiunto, una garanzia di qualità. Quando andiamo in giro per l'Italia, i comuni veneti sono punti di riferimento, modelli da imitare. E sapete perché? Perché noi non abbiamo il tempo di piangere, perché non ci diamo mai per vinti e perché facciamo tanto per le nostre comunità, perché siamo operativi, perché siamo orgogliosamente sindaci, perché siamo orgogliosamente sindaci veneti. Grazie di cuore. Presidente Conte, invito sul palco il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, anche lui accompagnato da questo applauso. Che credo si siederà accanto a me, o preferisce stare Faccio più veloce, più veloce? Sì. Grazie. Prego. Intanto buongiorno a tutti. Un ringraziamento al Sindaco Conte, al Presidente dell'ANCI Veneto Conte, un saluto ovviamente a Damiano Tommasi, il Sindaco di Verona, a tutti i presenti, adesso perdonate se non cito tutti, e al Presidente Pasini. E detto questo, 2 o 3 robe che vi posso dire.
Intanto il sindaco Conte prima ha detto lo ringrazio per il prezioso tempo che ci ha dedicato, ci ha riferito a me. Sono io a ringraziarvi di questa opportunità. Perché io lo cito spesso a Cornelia, no? Che è la madre dei Gracchi. Una volta ha chiesto a Cornelia quali fossero i propri gioielli e lei disse, ma fece vedere i figli, ecco, se io dovessi dire quali sono i miei gioielli dei sindaci del Veneto, ma lo dico, cioè, gli unici due che non hanno applaudito sono Possanai e Giordani. Il castigo tutti e due. Sto scherzando e ho approfittato per salutare altri due sindaci di capoluogo, la new entry Giacomo Possanai e ormai l'old fashion come me Sergio Giordani. Detto questo, perdonate le battute, dicevo, ma sul serio lo dico, perché poi voi sapete che noi siamo quelli dell'autonomia. Abbiamo fatto il referendum, qualcuno sosteneva che il referendum non sarebbe stato fattibile, siamo riusciti a farlo grazie a una sentenza della Corte Costituzionale del luglio 2015, però tu non ti presenti con le credenziali, con una reputation, diciamo, importante, se non puoi dire che i tuoi gioielli, che gli amministratori del Veneto, i sindaci del Veneto, mi permettono di gonfiare il petto e andare alle commissioni a livello nazionale e dire che non abbiamo nessun comune in dissesto finanziario, nonostante le difficoltà. O magari per noi, sapete, per noi ormai c'è Nemo profeta in patria, per noi è normalità, ma ci sono regioni che hanno un comune su due in dissesto finanziario in giro per l'Italia. E io penso che sia un fatto culturale, ma anche di amore estremo che abbiamo per i nostri territori. Quando i sindaci mi chiedono qualcosa, non è che mi chiedono puttanate, contributi a pioggia, dopo a me spiace non poter dare a tutti, però è pur vero che ognuno ha la sua idea del territorio e comunque i territori vengono gestiti come casa propria e questo è un grande vantaggio, è un fatto culturale, genetico che noi abbiamo. Quindi volevo dire in prima istanza, io conosco solo un metodo per ridare centralità alle amministrazioni, che è quello dell'autonomia. Non è che ve lo dico perché va bene, e Zaia se non parla di autonomia, poi i giornalisti che saluto e ringrazio che sono qui e sempre presenti, dicono ma Zaia si è dimenticato di parlare di autonomia. No, io credo che il Presidente, e che saluto, mando un ricordo anche di una dichiarazione importante che fece il Presidente Napolitano quando era Presidente, cioè, voi sapete che siamo stati interpretati come poi rompiscatole quando siamo partiti con l'autonomia. E gli chiesero, ma lei che è Presidente, cosa dice di questi? Zaia sta rompendo le scatole. E lui in maniera molto English disse, l'autonomia è una vera assunzione di responsabilità. E non può essere che il Veneto che porta questa richiesta di responsabilità, non è la secessione dei ricchi, perché se chiedo allo Stato che mi lasci gestire quello che lo Stato gestisce e mi giri le risorse che spendeva per gestire quella competenza, non ho rubato nulla a nessuno. Non mino l'unità nazionale, vi ricordo che Einaudi nel 1948 diceva ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che gli spetta, Einaudi è stato uno dei padri della Costituzione, ed è assolutamente un nuovo rinascimento per questo Paese. Quindi, secondo me, noi con l'autonomia ridiamo centralità alle amministrazioni. Poi, se volete la mia idea, ovvio che poi ci sarà chi dirà dopo di me e io spero che riprenda questa idea che io coccolo ormai da un pezzo, in un modello federalista perfetto la regione deve legiferare, punto, il resto deve essere, la gestione deve spettare ai territori, perché un modello federalista serio demana tutta la gestione ai territori. Ovvio che abbiamo molte partite in piedi, citavo prima il sindaco, chi mi ha piaciuto, mi parlavamo del sindaco Conte, presidente Conte, gli immigrati, qua non è che non si può non parlare degli immigrati, guardate, è inquietante la situazione, è drammatica, perché siamo davanti a un esodo biblico. Allora, se andate a trovare le mie dichiarazioni, io non ho mai fatto le pulci ai governi per gli immigrati, ho sempre fatto le pulci ai governi per come si gestisce la partita, ma non è che puoi accusare qualcuno perché arrivano 200.000 migranti o ne sono arrivati 107.000 l'anno scorso. Almeno io la vedo così. C'è una tempesta perfetta,
purtroppo incentivata, creatasi anche in grande misura da quello che è stato anche questo conflitto, che sembra distante dall'Africa, sembra ormai anche distante dall'Italia. Su solo 2000 km abbiamo 15.000 profughi, anzi grazie ancora alle amministrazioni comunali, ma comunque se noi ci lamentiamo per le bollette che aumentano, in Africa si lamentano perché il cibo non lo trovano più. Questo è l'esito della guerra nei paesi africani. Allora, non esiste un cittadino veneto, e se c'è, ci vergogniamo che esista, che non dica che chi scappa dalla morte e dalla fame deve essere aiutato, senza se e senza ma. Il problema è che sono l'8% di quelli che arrivano. E per il combinato disposto dei numeri, noi togliamo letti buoni a persone che hanno diritto di averli per darli a persone che fanno migranti economici e spesso, magari senza generalizzare, ma ci creano anche problemi di natura di ordine pubblico. Perché l'ipocrisia vuole che noi le diciamo tutte queste robe. Poi alla fine sono i sindaci che si trovano a gestire quello fuori di testa nel comune. A proposito, qualcuno dice che non ospitiamo, no. Guardate, noi abbiamo 550.000 migranti in Veneto che hanno un progetto di vita, sono i nuovi veneti, si sono integrati, sono più o meno il 13% della popolazione veneta. Vuol dire che ogni comune più o meno ha il 12-13% di migranti del suo territorio. Allora, il Presidente Conte prima ha detto, ma noi abbiamo proposto un protocollo, apri il cielo, ma non abbiamo detto nulla di trascendentale, abbiamo solo avuto un problema e abbiamo una colpa che abbiamo visto più avanti di qualcun altro. È esattamente quello che sta accadendo, è esattamente quello che l'ANCI comunque aveva detto, sì, ma sottoscriviamo qualcosa. Dire a un prefetto, vi ricordo che la filiera dell'immigrazione parte da uno stato di emergenza nazionale, 11 aprile 2023, la nomina del commissario Valenti per lo stato d'emergenza 16 aprile 2023, soggetto attuatore il prefetto della città capoluogo. E noi abbiamo detto al soggetto attuatore, scusa, vorremmo evitare di avere problemi con Tendopoli, avere nuove Cona, ve la ricordate la vicenda di Cona, avere insomma tutti quei casini. È legittimo dire che se riusciamo a gestire sta roba un po' meglio, magari con la collaborazione di tutti, evitiamo questo impatto. Al momento noi stiamo ospitando più di 9.000 persone in Veneto. Però ripeto, l'8% solo delle quali è scappato dalla morte e dalla fame. Adesso c'è il tema del CPR, riguarda i sindaci. Il CPR è una lotteria, ragazzi. Presente a tombola. Manca un numero a far tombola, qua non si vince niente però. Ci sarà. Se si realizzerà, se arriverà una proposta, ci sarà un comune che ce l'avrà. Per carità, è una struttura, sapete che il CPR è detenzione amministrativa, in attesa di espulsione ci può restare massimo 18 mesi. Allora, se mi chiedete cosa penso del CPR, vi dico, il centro di rimpatrio permanente, qual è l'acronimo? Il centro di permanenza e rimpatrio. Grazie, giornalisti, grazie. Se mi chiedete vi dico, guardate, è un pezzo della filiera dell'immigrazione, però non può passare l'idea che questo serva a bloccare 200.000 migranti, perché noi siamo davanti a un'azione oggi che mi preoccupa, che è quella che si comincia a diffondere l'idea che si possa svuotare il mare con un secchio. Allora, se vado a vedere i dati, io non sono andato a vedermeli. L'anno scorso abbiamo espulso in maniera positiva, con efficacia, con l'allontanamento e la ricollocazione a casa loro, 3.770 persone, mediamente ogni anno dai 3.500 ai 4.000. Cioè, quest'anno ha fatto 200.000 gli arrivi, tolto l'8% che sono 16.000 lo status di rifugiato, abbonato per arrivare a un 30% con altre protezioni varie, con annessi e connessi, vuol dire che noi ce ne rimangono 140.000 da rispedire a casa. Guardate che rispedire a casa vuol dire che non hanno nessun titolo per venire qui, davanti a una vergogna immonda che è quella di un'Europa che è totalmente latitante, non assente. L'assenza è un'altra roba. A me spiace che qualcuno dica ma Zaia parla di queste robe perché ci sono le europee. No, guardate, secondo me qualcuno ha spanato il cervello. Io parlo di queste robe da
sempre. A me non sembra normale che l'Europa accetti che due paesi, Francia e Austria, blocchino le frontiere per evitare che i migranti arrivino dall'Italia. E non mi sembra neanche normale che nessuno si ponga la questione del fatto che il Trattato di Dublino, che del 1990 ha avuto 3 riedizioni, l'ultima del 2013, obblighi lo Stato dove tu metti il piede, no? Cioè come lo ius soli, tac, no, nasce lì e finita lì. Cioè, nel 1990 Andreotti firma una roba che aveva un senso allora, no? I flussi migratori erano minimali, ma oggi sentite, prima i giornalisti giustamente chiedevano, ma c'è questo progetto di pensare di fare come la Gran Bretagna, di creare un hub in Africa. Sì, ma l'Africa è troppo vicina all'Italia, ma non alla Gran Bretagna. Ci mettono meno a fare 60 miglia con un gommone, con un'imbarcazione di fortuna, arrivare a Lampedusa, che sta andare in Africa a dire mi volete ospitare in Italia. E io penso che Dublino deve essere ripreso per mano, ma non perché va bene dire così, perché dalla 3ª edizione passeremo alla 4ª riedizione. Noi stiamo tutelando tutta Europa, stiamo diventando il campo profughi d'Europa, semplicemente perché l'Europa si gira dall'altra parte. E non è più una questione di destra o di sinistra, è una questione di civiltà. Che dignità nell'accoglienza siamo in grado di garantire noi oggi? Volete dirmi che stiamo prestando un'accoglienza dignitosa? Secondo me no. E peggio ancora, diamo poca dignitosità a chi se la merita l'accoglienza, per darla un po' a tutti in maniera non dignitosa. Quindi sulla partita dei immigrati noi ci siamo, capiamo, e ha ragione il Presidente Conte quando dice i sindaci sono in prima linea, i minori non accompagnati, il tema degli immigrati, il tema dei territori è un tema reale. A volo d'uccello vado veloce. Al governo cosa chiediamo? C'è la partita, tu hai detto abbiamo passato un'estate impegnativa, ma io ho pensato subito alla grandine. Guarda, noi abbiamo avuto un danno che supera la grande alluvione. Cioè le compagnie di assicurazione si sono ridotte a dover liquidare in base alle foto. Cioè, vi do un dato, mi diceva un grosso gruppo di periti assicurativi, su un centinaio, mi diceva che in un anno facevano 8.000 pratiche, solo la grandine ne ha portate a casa 18.000. Cioè, hanno anche l'impossibilità, cioè per dare la dimensione della mola del casino che abbiamo avuto. Noi ci aspettiamo dal governo gli stanziamenti. Lo dico perché i cittadini sono stati vittime di un fatto così straordinario che è difficile riquadrarlo con l'incuria, con dire ma ti potevi assicurare, cioè ha fatto il disastro questa grandine. E i dati, credetemi, sono più alti dell'alluvione che abbiamo avuto, che ha avuto 243 comuni alluvionati, 10.040 famiglie sott'acqua. Allora aveva 1 miliardo di euro. Noi abbiamo fatto il primo conto, non della serva, con tutto il rispetto per la serva, ma abbiamo fatto un conto, grazie a voi sindaci, siamo già arrivati a 1,3 miliardi, ma questo è un conto fatto ancora nelle prime 2 settimane, quindi dal governo ci aspettiamo assolutamente un riconoscimento rispetto a questo. Ultimo aspetto, potrei parlare di PNRR e di molte altre robe che evito di star qui a citare anche per non tagliarvi oltre, ma una roba che mi sta a cuore ve la devo dire, che è il tema, scusate io vado a braccio per cui cerco di farmi venire in mente i temi che mi interessa, dei quali mi interessa parlare. Il tema della sanità. Cioè, è vero che la sanità la gestiamo noi, ma è vero che le ricadute sono puntuali su 5 milioni di veneti. Allora, guardate, io ho capito che c'è un club della bacchetta magica. Se qualcuno me la dà, sta bacchetta magica, magari provo anch'io, ma io non ce l'ho la bacchetta magica. Lasciamo da parte tutti i laureati su Facebook, e questi premi Nobel, a Stoccolma ancora non lo sanno, ma pian piano li andranno a chiamare a casa per consegnargli il premio Nobel. Cifrato IT Alert, cioè IT Alert. A me sembra la più bella roba del mondo. Io ho immaginato, se l'avessi avuta con il Covid, pensa solo che indicazioni potevi dare ai cittadini disperati. Pensa solo che se a Marghera succedesse
qualcosa che avesse un impatto ambientale traumatico, tu puoi dire, sapete come funziona, che non serve mandarlo a tutti gli italiani, ma in base alle zone tu puoi farlo chirurgica la zona, un comune, un quartiere, e becca tutti i telefonini che sono lì, italiani o stranieri, dà un messaggio, come avete visto, in 2 lingue, quindi è eccezionale. Vorremmo non averne mai bisogno, ma se c'è, funziona anche in Europa, va bene. Abbiamo inaugurato il filone negazionista, complottista, anche lì. Cioè, guarda che è difficile arrivare anche lì, perché c'è una scheda da compilare e loro stanno schedando tutti, o ci verranno a casa, cazzo, non so cosa ci faranno. Cioè, voi capite che è difficile lavorare in questa maniera. Lo dico perché le condividiamo queste sfide tra di noi. Cioè, io non avrei mai pensato che anche su IT Alert, cioè dopo sono tutti questa privacy, hanno Instagram, TikTok, Facebook, e si sono iscritti in tutti i portali possibili. È stata una bella esperienza sociologica. In Gran Bretagna hanno fatto entrare delle persone e gli ha messo davanti un mago, no? C'è un chiromante, uno che legge le carte, e sto qua guardava, e ovviamente lui aveva l'auricolare, faceva qualche domanda, ricerca con l'intelligenza artificiale della fisionomia, un po' di domande. Nel back office entravano su tutti i social, beccavano i social della persona e lui cominciava a dire: so che è morto il cane, ha avuto un lutto un mese fa. Vedete, questa gente, cioè, voi capite che livelli siamo arrivati? Ma magari sarà stato uno di quelli che ha detto: non toccate la mia privacy. Vabbè, detto questo, l'Italia va bene, sanità, e ho chiuso. Noi eroghiamo 80 milioni di prestazioni all'anno. 80 milioni di prestazioni all'anno. No, non lo dico quelli che non riescono anche a gestire il pittore per imbiancare il salotto prima di Pasqua, no? 80 prestazioni, milioni di prestazioni. 2 milioni di accessi al pronto soccorso. Gestiamo fattori di produzione su 68 ospedali con 60.000 dipendenti, dei quali 12.000 sono medici. Abbiamo assunto 3.500 dipendenti dopo il Covid, 3.500, ma non troviamo medici. Penso che abbiamo assunto, nel dare avere siamo in positivo, saremo a più 200-250 medici. Qual è l'inquietudine? Le prestazioni, le richieste di sanità sono aumentate di quasi il 18% in un anno. Le risonanze magnetiche addominali, noi, da quando ci sono io ho fatto mettere un controllo di gestione serrato sulla sanità, quindi so qualsiasi roba che succede. Sapete quanto ho fatto le risonanze magnetiche addominali da un anno all'altro? Più 40%, 38 euro. Cioè quasi raddoppiata la richiesta. Io non discuto su questo, ma certo è che ci sono dei fattori su quali dobbiamo discutere. Mancanza di personale, primo, reale. Secondo, l'aspetto della medicina difensiva. Capisco i medici che li infondano. Se io fossi un medico, ti viene il paziente, pensi che dopo potrebbe arrivare con l'avvocato, magari dice, o ti crea casini, visto che c'è, ormai abbiamo 38 robot chirurgici, l'unica regione che ce li ha, tag dappertutto, eccetera, via con le prescrizioni. Poi c'è un'offerta, e questa è una colpa anche nostra, ma non è una colpa perché l'abbiamo voluto. Oggi c'è un'offerta tecnologica che è paurosa per le indagini. Cioè, 30 anni fa la TAC la faceva un malato grave, oggi te la fanno anche per indagare patologie che anni fa magari si risolvevano una visita o altro. Ma non entro nella professione perché non ho titolo per farlo. Io guardo i dati. Allora, noi adesso stiamo tentando di recuperare. La categoria D, vi dico, siamo partiti da 120.000 persone in attesa. Questa settimana, dopo 18 settimane di lavoro, siamo arrivati a 40.000, che è una roba straordinaria. Stiamo tentando di affrontare un piano straordinario, però un ragionamento sulla sanità, finché non ci sarà personale, lo dobbiamo fare. Mi spiego, al governo dobbiamo chiedere, e mi chiedo come mai ancora qualcuno non l'abbia capito, che è vergognoso che un professionista della sanità pubblica a 70 anni debba andare in pensione e non possa continuare a lavorare nel pubblico, ma può tranquillamente attraversare la strada e andare dal privato. E io poi mi ritrovo le star della sanità sulle quali noi veneti abbiamo investito 30-40 anni,
abbiamo comprato attrezzature che è privato non può comprare, perché a volte è diseconomico per un bilancio, no? Ma noi lo dobbiamo fare, lo facciamo volentieri, investito in team, investito in formazione, in congressi, in pubblicazioni, dopodiché va allenato bene, funziona, via, e lo porto in pista e corre con un altro. Non funziona così. Quindi al governo chiediamo che ci sia parità di trattamento, quindi noi vogliamo che i nostri professionisti possano scegliere il pubblico se vogliono, e credetemi, voi li conoscete, molti piangono perché devono mollare il posto pubblico, perché sono lì da una vita, è la loro comfort zone, i reparti li hanno creati loro in molti casi. Così non ci sentiamo dire al cittadino che scappano tutti, perché poi il mio bilancio non è che scappano tutti, è in attivo, sono più quelli che assumiamo di quelli che vanno via. La verità è che noi viviamo di questa difficoltà, e poi la vergogna del numero chiuso. E guardate, io sono l'unico che può parlarne, perché nel 2018 noi come regione abbiamo assunto 300 medici laureati ma non specializzati che abbiamo messi nei pronto soccorso, quelli che poi sono diventati le USCA, per capirci. Lì fecero una polemica paurosa, estate 2018. Ma guardate che se non si risolve il problema della formazione, noi non ne verremo mai fuori. E poi a questo punto io direi anche di valutare i titoli anche di altri professionisti medici che vengono da altri paesi, perché il tema della non equipollenza del titolo di studio ci crea pochi inghippi, magari rispetto dei professionisti. È stato un esempio Venezia che ha lanciato un contest internazionale per dei medici di base, su Venezia, sono arrivate 64 richieste di disponibilità, ma il problema poi è quello dei titoli, del cubano della situazione piuttosto che di altri paesi. Adesso non sto qui a farvi la lista dei paesi. Quindi questo è un vero tema, però il tema sanitario a me preoccupa, e vi ringrazio per tutto quello che state facendo, perché so che state tamponando anche voi a livello comunale, però questa è una sfida che vinceremo, questo è poco ma sicuro. Però dico, attenzione che il fattore di evoluzione oggi ci dicono che qualche difficoltà c'è, ma è sui numeri, non tornano i numeri, però ne verremo fuori. Presidente Conte, complimenti per come gestisci questa assemblea, perché trovo serenità, che non è una roba normale, capisco che sono anche quelli di sinistra e non è facile gestirli, però sono bravi ragazzi, fate un applauso. Anche perché quando ho detto quelli di sinistra ho guardato Giacomo e Sergio, si sono girati per vedere se c'era gente. E a parte gli scherzi, grazie veramente di cuore, la ragione c'è, e se avessimo l'autonomia ci sarebbe anche in maniera molto più importante. Grazie. Grazie soprattutto per aver risposto a tutte le domande che avrei voluto farle, mi ha preceduto, quindi mi ha risparmiato un po' di lavoro. Allora noi ringraziamo anche e salutiamo il gonfalone e la bandiera che scende dal palco accompagnato dal nostro applauso, e comincia la parte di dibattito. Invito a raggiungermi nell'ordine qui che abbiamo sul programma Maria Rosa Pavanello, che è vicepresidente vicaria di Alciveneto, Elisa Venturini, vicepresidente di Alciveneto, facciamo un unico applauso così accompagniamo il momento della salita, e per la regione gli assessori Cristiano Brazzari, assessore alla sicurezza del territorio, Francesco Calzavara, assessore alla transizione digitale, e Roberto Marcato, assessore allo sviluppo economico, energia e legge speciale per Venezia. Buongiorno, sì, prego, ci vediamo qui. Salutiamo anche il Presidente Zaia che ci lascia, aspettiamo che tutti ci raggiungano. Prego, assessori. Ecco, vissuto questo momento di cambio di scenario, entriamo nel cuore della mattinata, partendo dalla vicepresidente vicaria del Civeneto, ex sindaco Maria Rosa Pavanello, e partiamo
dal titolo, dal sottotitolo della giornata di oggi, il modello Veneto per la pubblica amministrazione, perché oggi cerchiamo di fare capire appunto il rapporto tra Regione e ANCI, quello che si sta facendo per la pubblica amministrazione, quello che si può fare, focalizzando alcuni temi. Io credo di aver capito che il suo intervento sarà soprattutto legato al discorso del personale. So che c'è un tema legato, se ne è accennato negli interventi precedenti, ai segretari comunali, che sta diventando un caso, e vorrei che partissimo da questo. Ha un microfono? Allora credo che sulla sedia di qualcuno di voi ci sia un microfono, o è sparito? Eccolo qui, c'è l'assessore, faccio io il passaggio. L'aveva nascosto. È pronto? Prego. Grazie, e intanto buongiorno a tutti e a tutti e saluto il Presidente, la Vicepresidente, tutti gli assessori e rappresentanti anche della Prefettura e tutte le istituzioni che sono. Allora, io vi partirei da alcune parole che appunto sul tema della sanità che il Presidente Zaia ha detto che c'è un problema di personale. Il problema di personale dei comuni c'è, nonostante negli ultimi anni ci siano state delle riforme importanti rispetto alle modalità di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni. Ricordiamo che sostanzialmente fino al 2019 di fatto i comuni avevano solo la possibilità di sostituire i pensionamenti nell'ultimo anno, ma fino agli anni precedenti prima avevano un mezzo, cioè andava in pensione una persona e se ne poteva sostituire metà, quindi si doveva valutare tra le figure professionali quale sostituire, e addirittura fino a 2 anni prima, quindi sostanzialmente nel 2017, si poteva sostituire 1 su 4. Queste regole così restrittive sul tema della finanza locale sono intervenute a partire sostanzialmente dal 2012, no? Periodo in cui ci sono stati i più grandi tagli sia dei trasferimenti dello Stato sia poi della cosiddetta autonomia riconosciuta in Costituzione dei comuni. Diciamo che tutti questi anni, quindi siamo arrivati al 2019, hanno impoverito pesantemente la pubblica amministrazione, ma probabilmente, e questo è un ragionamento che in qualche modo abbiamo fatto tra amministratori, probabilmente hanno anche, forse rispetto ai giovani, l'opinione pubblica e quindi al tessuto delle nostre comunità, fatto anche pensare che non sia più un'opportunità per i giovani quella di scegliere un percorso all'interno dei comuni, ma in generale direi delle pubbliche amministrazioni. Questo fenomeno lo abbiamo cominciato a capire direi dal 2019-2020, in cui abbiamo visto che soprattutto nei comuni piccoli ma anche medi di fatto c'era una carenza di candidature rispetto anche a quei concorsi che abbiamo cominciato a ripubblicare come enti locali. Adesso il tema è diventato, io ricordo che anche come componente della Commissione Finanza Locale di ANCI Nazionale ho portato questo tema dicendo: guardate che se non lasciate una maggiore autonomia anche rispetto al trattamento retributivo, quindi la parte, sono temi siccome qui siamo davanti a una platea di amministratori, spero che i colleghi comprendano, ma il trattamento retributivo accessorio, diciamo che ci sono troppi vincoli per i comuni che devono fare una trattativa, soprattutto dove c'è la dirigenza con i sindacati, per in qualche modo poter incidere anche una formula, come dire, più flessibile rispetto alla contribuzione. Quindi i comuni piccoli e medi hanno avuto già dal 2019 una carenza di candidature. Adesso questo tema sta avvenendo in massa anche sui comuni capoluogo, sta avvenendo nei ministeri. Dicevo che una settimana fa nella Commissione Finanza Locale di ANCI Nazionale il Comune di Roma lamentava il fatto che non riusciva, faceva concorsi, selezioni, avvisi, ma non aveva candidature. Noi questo tema avevamo già cominciato a monitorare come ANCI Veneto e crediamo che la soluzione sia a fare una campagna di comunicazione seria, però, perché
mi pare che recentemente è stata fatta una campagna informativa nazionale per dire che cosa vuol dire fare il dipendente di un comune, su che cosa ci si può occupare, che cosa vuol dire anche rispetto alle proprie comunità, perché vuol dire, può anche come dire, dare anche delle motivazioni rispetto ai giovani che vogliono anche occuparsi dei territori della propria comunità. Insomma, c'è anche una soddisfazione, quindi una campagna di comunicazione spiegando bene, fare dei corsi-concorsi come stanno facendo alcuni comuni del nostro territorio. I comuni del Trevigiano, in appoggio con la provincia di Treviso, stanno facendo dei corsi-concorsi, ma poi soprattutto, ripeto, il tema è lasciare un po' più di flessibilità alle amministrazioni, utilizzando risorse comunali per poter in qualche modo incidere un po' sulla retribuzione. Sappiamo che sempre più i dipendenti dei comuni, soprattutto in certe posizioni intermedie, che sono la stragrande maggioranza nei nostri comuni, ricordiamo che circa 300 comuni in Veneto sono comuni di dimensioni piccole, 300 faccio un'approssimazione, ovviamente saranno 280, ma sono comuni di piccole dimensioni dove i funzionari hanno delle responsabilità importanti che non corrispondono nella stragrande maggioranza dei casi a un incentivo economico adeguato, per cui ci sono tantissime responsabilità, tantissimo lavoro, ma una retribuzione sempre molto più bassa dello standard del privato. Poi ricordiamo che siamo nel momento in cui sono ripresi tantissimo i lavori pubblici, quindi nel privato i vari bonus per le ristrutturazioni 110 e quant'altro, le figure tecniche sono ricercatissime, quindi parliamo di architetti, geometri, ingegneri, e mancano, e quindi sceglieranno, certamente stanno scegliendo di lavorare più nel privato che nel pubblico, e poi il PNRR di cui ha parlato molto approfonditamente il Presidente Conte. Per cui diciamo, anche per quanto riguarda un po' il settore della pubblica e degli enti locali, ci sono, dopo quasi 10 anni di blocco delle assunzioni, ci sono una serie di fattori che stanno praticamente mettendo in difficoltà gli enti locali. Tra l'altro non dimentichiamo anche il tema dei temi, che è quello del calo delle nascite, il calo demografico, su cui nei vari tavoli regionali spessissimo ci confrontiamo con gli assessori nei tavoli promossi da Regione e Associazione dei Comuni, che è un tema per cui dobbiamo in qualche modo fare delle politiche insieme per incentivare e sostenere le famiglie, chi sceglie, i giovani che scelgono di restare nei nostri territori, di costruire e di formare una famiglia, ecco, perché poi si unisce anche a questo, cioè hanno bloccato per troppo tempo, c'è un pensionamento di massa e quindi si è verificato un po' questo fenomeno. Credo che ormai il tema è diventato veramente urgente e delicato, speriamo di poter incidere anche rispetto al trattamento economico. Ripeto, si stanno facendo delle sperimentazioni per anche far capire ai giovani delle opportunità che ci sono. Cioè, tutti insieme dobbiamo dare più positività, parlare anche di quanto è importante lavorare in un comune e quanto può forse anche permettere appunto di dare soddisfazione alle proprie ambizioni. Rispetto al tema del modello Veneto per la pubblica amministrazione, io credo che in questi anni è stato fatto un lavoro veramente di collaborazione, di una costruzione di rete con la Regione e con gli assessorati, in particolare agli enti locali, poi l'assessorato anche alle attività produttive e l'assessorato al turismo, nel senso che abbiamo fatto dei tavoli sui temi più delicati per vedere da diversi, come dire, versanti come poter intervenire. Spesso è un problema di risorse economiche, ma non è solo un problema di risorse economiche. È stato ricordato sia dal Presidente Conte ma anche dal Presidente Zaia come i comuni del Veneto, non c'è nessun comune in dissesto finanziario, abbiamo avuto tagli epocali, abbiamo gestito l'emergenza Covid in maniera eccellente, facendo squadra al di là delle appartenenze, e quindi facendo veramente una grande squadra. Da allora si è rinforzata la squadra proprio anche dei comuni del Veneto, quindi dell'ANCI, e cerchiamo anche di proporre sia al legislatore regionale, per cui abbiamo questi tavoli di confronto delle soluzioni, ma anche al legislatore nazionale, soprattutto dove poi sia la Regione che l'Associazione dei Comuni sui
sui tavoli della conferenza permanente nazionale, proviamo a portare delle soluzioni. Io credo che sia comunque necessaria una riflessione, nel senso che abbiamo visto che il trend, abbiamo finalmente avuto delle opportunità rispetto agli investimenti. I comuni del Veneto stanno dimostrando che quando hanno le risorse, pur mancando il personale, perché il personale in realtà manca e si sono fatti i salti mortali, stiamo investendo. Quello che però bisogna in qualche modo riuscire a dare una garanzia, una prospettiva e quindi una programmazione pluriennale. Qui non è un problema, ripeto, di rapporto tra comuni e regione del Veneto, ma è un problema di risorse nazionali. Bisogna dare una prospettiva rispetto ai trasferimenti dello Stato, che vanno certamente nel documento che abbiamo anche preparato come associazione dei comuni, è uno dei temi fondamentali. Abbiamo visto che si riuscirà in qualche modo a reggere nel 2024, ma se non ci saranno dei trasferimenti, una perequazione verticale con i trasferimenti dello Stato, il cosiddetto vecchio fondo dei trasferimenti statali non saranno più sufficienti per riuscire a fare in modo che anche i comuni virtuosi della nostra regione riescano a garantire il livello essenziale delle prestazioni, che parliamo del sociale, della cultura, della scuola, i contributi. Abbiamo un grandissimo problema sul fondo affitti, che è stato il fondo che è stato praticamente tagliato, e insieme all'altra riforma che è intervenuta a partire dal 1° luglio, cioè stiamo avendo, come è stato più detto quest'estate, i nostri servizi sociali nei nostri comuni. Ovviamente è più accentuato il problema nei comuni capoluogo, ma in realtà anche nelle città medie abbiamo i servizi sociali oberati di richieste, per cui noi dobbiamo avere certezze sulle risorse per poter erogare i servizi e un livello essenziale di prestazione, e questo è uno insieme al patto di stabilità, alle nuove regole del patto di stabilità, è uno dei temi principali su cui dobbiamo davvero fare squadra tutti insieme. Grazie. L'intervento è stato utilissimo, gli spunti si creano tantissime discussioni, dalle dinamiche demografiche alla riprogettazione appunto del PNRR, che guardando nel futuro abbiamo risorse per costruire ospedali, ma che personale ci lavorerà? Scuole con che bambini che li frequenteranno? Cioè è una sfida veramente molto importante. E proprio parlando di sociale, vi chiedo di essere un po' più sintetici nelle risposte. A Elisa Venturini, che è vicepresidente di ANCI Veneto, chiederei di toccare un attimo il tema di una legge che è in discussione in Consiglio regionale e che è quella sulla riordino sulla creazione di una natura giuridica degli ATS, gli ambiti territoriali sociali. Sappiamo che il modello veneto della sanità, quello che prevede per le nostre aziende sanitarie la doppia S, erano aziende socio-sanitarie, verrà un po' modificato, verrà profondamente modificato da quello che è stato previsto dalle ultime manovre finanziarie, per cui i fondi per il sociale saranno destinati e usati dai comuni, che dovranno associarsi in queste nuove strutture che si chiameranno appunto ambiti territoriali sociali, e che dovranno accollarsi, quindi ancora competenze, ancora lavori, creare delle strutture amministrative. È una sfida enorme. Intanto buongiorno, porto il saluto insieme al Presidente Conte e alla Vicepresidente Pavanello, e saluto i rappresentanti della Regione, i rappresentanti della provincia e tanti amministratori presenti, i co-sindaci, assessori consiglieri, perché sono tante le persone che sono a servizio nei nostri comuni per i cittadini. E permettetemi anche un ringraziamento agli amministratori che fanno parte delle consulte di ANCI. Io qui vedo presidenti di consulte, ma anche componenti di queste realtà che all'interno di ANCI lavorano per tutti i comuni. Allora io farei un applauso per queste persone che si prestano, sono amministratori, che si prestano per altri amministratori e cercano di affrontare le tematiche che sono di interesse comunale e le portano e partecipano agli incontri, ai tavoli, alle audizioni. Quindi è un impegno da parte degli amministratori per rappresentare altri amministratori. E dobbiamo dire che la Regione è
insieme alla provincia, quei soggetti con i quali noi andiamo ad interloquire, lo facciamo costantemente nelle varie sedi, nel caso del Consiglio di autonomie locali, piuttosto che le audizioni in tavoli. Però oggi, e per questo va ringraziato anche il nostro Presidente Conte che ha avuto l'intuizione e l'idea, attraverso gli Stati Generali abbiamo un momento di sintesi, dove in qualche maniera misuriamo la temperatura delle nostre amministrazioni. Io ormai tanti anni che sono in ANCI, sono partita dalla consulta ai giovani amministratori tanti anni fa, poi sono passata per il Consiglio, poi per il direttivo, adesso per la vicepresidenza, e ho visto in tutti questi anni, perché l'ANCI ti dà uno spaccato degli amministratori, come gli amministratori si sono adattati alle circostanze, alle situazioni che mutano in continuazione e che cercano comunque di dare una risposta ai cittadini. Allora, tra le tante tematiche che vengono affrontate oggi, sicuramente quella del sociale è una delle tematiche che in questo momento viene interessata anche da una riforma che la Regione vuole portare avanti, una riforma che va ad introdurre un modello organizzativo dove i comuni saranno protagonisti. C'è un progetto di legge che è già stato approvato in giunta, che approderà in Consiglio, adesso siamo nella fase di consultazione, di analisi, di approfondimento, ed ha un chiaro obiettivo questo progetto di legge, quello di riordinare l'assetto organizzativo ed istituzionale degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari. Attraverso cosa? L'istituzione degli ATS, ambiti territoriali sociali. Se ne è detto tanto, si è scritto molto. Si tratta, vengono definiti fulcri di programmazione, di pianificazione, di coordinamento, di gestione della funzione socio-assistenziale e diventano quindi il perno, il fondamento per la gestione del sociale nell'ambito dei nostri comuni. Sono in altre parole la sede operativa dei servizi sociali negli enti locali e sarà una sorta di struttura sovracomunale di cui i comuni si dovranno dotare, perché i comuni poi di fatto sono i titolari della funzione. Ora gli ATS diventeranno sempre di più i contesti di riferimento per i LEPS, cioè per i livelli essenziali di prestazione sociale. E perché questo? Perché c'è una normativa europea e nazionale che ci spinge a fare questo. Cioè la Regione sta affrontando questa riforma che interesserà i comuni perché l'Europa ha dato delle indicazioni e a livello nazionale ci si è mossi di conseguenza. Dapprima l'area interessata era quella dell'inclusione sociale, della povertà, poi sempre di più sta interessando il sistema integrato dei servizi sociali. Per cui noi avremo come modello di riferimento la gestione associata per non solo la gestione dell'inclusione sociale e della povertà, ma per tutti i servizi sempre di più, come strumento attraverso il quale accedere a finanziamenti europei, nazionali, regionali. A dire il vero, la Regione del Veneto aveva già parlato di ambiti territoriali sociali nel 2016. Se vi ricordate, il governo allora aveva predisposto una misura sperimentale nazionale per il contrasto alla povertà, si chiamava SIA, poi è diventata REI, poi l'evoluzione reddito di cittadinanza. E in quella circostanza il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva chiesto alle regioni di individuare questi ambiti territoriali e la Regione del Veneto aveva individuato i 21 ambiti che si ricollegavano alle ULSS, quelle prima della riforma di Azienda Zero. Quindi nasce per questo motivo l'ambito territoriale nel 2016. Poi ci sarà una delibera di giunta, la 191 del 2020, dove la Regione andrà a precisare maggiormente gli ATS, però è in corso di aggiornamento questa delibera proprio perché adesso è una fase di evoluzione. Come ho detto, l'ATS diventa il riferimento se noi vogliamo accedere alle forme di finanziamento. Ora, il tempo che concede la Regione è lungo, nel senso che dall'entrata in vigore della legge i comuni hanno 2 anni di tempo per dare avvio all'ATS e per scegliere la forma associativa. Cioè deve essere deciso che forma di
di organizzazione si vuole dare all'ambito territoriale sociale, che quindi comprende più comuni. E la Regione dà come indicazione delle forme associative previste al testo unico degli enti locali, che era prevista all'articolo 31 il consorzio, oppure l'azienda speciale, che era l'altro articolo 114. Quindi c'è questa scelta che i comuni possono fare in termini di forma associativa da dare all'ambito. Sono forme associative poi dove si dice devono avere la personalità giuridica, e nel diritto avere personalità giuridica significa essere titolare di diritti e di doveri, avere l'autonomia di bilancio, dotarsi di una pianta organica, avere quindi la possibilità di svolgere qualsiasi tipo di contrattazione negoziale. Quindi diventa un soggetto importante l'ATS, avendo una forma giuridica, avendo una forma associativa con una personalità giuridica. E ci saranno dei soggetti che avranno dei ruoli importanti. Il comitato, ad esempio, dei sindaci d'ambito avrà una propria organizzazione decisa da un regolamento, potrà nominare il direttore, ecco un'altra figura tecnica di riferimento nell'ambito che deciderà, perché avrà competenze tecnico-amministrative e contabili. Ma il comitato dei sindaci d'ambito andrà ad elaborare e definire il piano di zona, andrà ad elaborare e definire il bilancio, sarà quindi quel soggetto che darà anche l'indirizzo. Ecco perché l'importanza dei sindaci nell'ambito del comitato nel fare le scelte. Ora, la questione che cominciamo a porci è: ma da un punto di vista economico, che cosa comporta per i comuni? Perché questa è la sede, è emerso nel corso delle audizioni, degli incontri, dei tavoli a quali ha sempre partecipato Maria Rosa, quindi Leo Ponte testimone, come è stato messo in evidenza la grande preoccupazione delle amministrazioni per l'aspetto squisitamente economico, perché i 500.000 euro che sono stati posti a bilancio per l'annualità sembrano non sufficienti per affrontare una riforma di questo tipo, perché bisognerebbe fare una simulazione di costi per capire esattamente che cosa comporta l'organizzazione di un ambito. E l'altra questione di fondo è, che verrà riportata anche nel documento, capire esattamente chi fa cosa, i comuni, l'ambito e le ULSS. Questo è un altro elemento che deve essere specificato e che sarà motivo di approfondimento, perché l'assistente sociale, piuttosto che il personale amministrativo, da chi dipende? Dal comune, dall'ambito, quindi dall'insieme dei comuni? Questa è la questione che dobbiamo porci per capire poi le ricadute anche a livello economico. Come la forma giuridica, ci sono comuni che propongono l'unione dei comuni in alternativa all'azienda piuttosto che al consorzio, o ci sono dei comuni che propongono le convenzioni, altra forma che potrebbe essere valutata, naturalmente più leggera. Allora dobbiamo capire la finalità e la portata nel proporre questo. Vado a chiudere. I tempi previsti per alcuni comuni incominciano ad essere anche troppo lunghi, perché parlare di 2 anni significherebbe creare anche delle discrepanze a livello territoriale. Quindi forse è il caso di approfondire, lo faremo. Questa è la sede dove oggi si vanno ad indicare quelle che sono le necessità, e sicuramente ce ne faremo carico per le competenze, per le conoscenze che abbiamo, sapendo le necessità dei nostri territori. Grazie Presidente. Questo è il convegno a parte, per oggi non possiamo. Logicamente le implicazioni per la Regione che sta portando avanti questo progetto di legge sono enormi. Parlare appunto anche dell'inquadramento di questo personale, che contratto va, sarà un contratto degli enti locali, visto che qua siamo nella casa dei comuni, si lavora per un'azienda speciale, che contratto avrà, è tutto in divenire veramente. E però se non si fanno gli ATS non arriveranno solo per il sociale, quindi bisogna muoversi. Io salto un po' il giro che è previsto qua nel programma, solo per una comodità di trasmissione del microfono, e parto dalla mia destra dall'assessore Roberto Marcato, assessore
allo sviluppo economico, energia e legge speciale per Venezia, le cui deleghe appunto impattano tantissimo sui comuni. Ci siamo incontrati per lavoro qualche giorno fa e abbiamo toccato alcuni temi che oggi possono tornare, a partire dagli distretti di commercio, della ZLS che ha un metro no, forse qualcosina di più, alle comunità energetiche. Allora, dal suo punto di vista, del suo assessorato, cosa si può fare ancora per venire incontro anche ai comuni? Beh, intanto buongiorno a tutti e grazie davvero per l'invito. Saluto il Presidente Conte e ringrazio anche per l'organizzazione. Allora, lei ha toccato alcuni punti. Io a questi qua ci aggiungo anche la banda ultralarga, perché faccio alcuni flash velocissimi. Banda ultralarga, 2016 firmiamo l'accordo con l'allora governo Renzi per portare la banda ultralarga in tutte le aree del Veneto cosiddette fallimento d'impresa. Il governo mette 320 milioni, noi ne mettiamo 80 e siglato l'accordo chiama subito il Ministero e dice già fra presto perché abbiamo un timing da rispettare, entro il 2020 dobbiamo fare tutta l'infrastrutturazione, altrimenti si perdono i soldi, bisogna far presto, i comuni devono essere protagonisti, devono darci una mano. Io cosa faccio? Prendo la mia valigetta e vado in tournée in tutto il Veneto e incontro tutti i sindaci, chiedendo loro di condividere questa progettazione e di darci una mano nella realizzazione, perché poi dobbiamo passare per forza nei territori comunali. Non c'è stato un sindaco che abbia detto no e non c'è stato un sindaco che non si sia messo in disponibilità. Fatto tutto, tutti hanno firmato gli accordi con la regione, fatto tutto, siamo nel 2023 e manca ancora un pezzo importante. Questa è la banda ultralarga. ZLS, anche qui coinvolgiamo i comuni, grande disponibilità, lavoriamo con i comuni, facciamo tutto, facciamo il piano strategico che ci viene richiesto, lo facciamo anche qui. Mi dicono bisogna far presto perché bisogna far presto, il Ministero io obbedisco, faccio prestissimo, facciamo il piano strategico, condividiamo con i comuni ci danno una mano, nessuno che mette dei freni, mandiamo su, poi ci sono delle osservazioni, va bene, rispondiamo alle osservazioni, serve altro no, tutto a posto, si va solo per il Ministro Firmi, ieri conferenza Stato-Regioni, il Ministro deve firmare, l'ANCI giustamente chiede di poter partecipare alla cabina di regia, si riserva una risposta e poi ieri scopriamo che bisogna che arrivi la firma del DCM, poi serve il parere del Consiglio di Stato, poi il controllo della Corte dei Conti. Questo arriverà quando? Non si sa. Comunità energetiche. Arriva la crisi energetica, devasta l'economia dei nostri territori come in realtà di tutto l'Occidente, arriva la guerra in Ucraina che dà un'ulteriore zavorra al tema energetico, ci sono le comunità energetiche, grande opportunità. Io porto subito un progetto di legge condiviso tra maggioranza e opposizione, votato all'unanimità in Consiglio regionale l'anno scorso, viene votato, partiamo subito, anche qui incontriamo in tutte le province tutti i sindaci, tutti molto interessati, molto presenti, mancano i decreti attuativi. Allora chiamo il Ministro dice sto aspettando che arrivi da Bruxelles. E la domanda che faccio io dico, ma il fatto che il mondo stia crollando sotto il peso dei costi energetici non è un tema, no? Cioè ci sono queste comunità energetiche che possono dare una mano, io ho previsto 10 milioni di euro a fondo perduto per costituire queste comunità energetiche, ma mancano i decreti attuativi. Mi dicono che da Bruxelles finalmente è arrivato a Roma e io ho chiamato e adesso devono firmarlo, non si sa quando questa firma arriverà. Di tutti quelli che ha citato lei, i distretti del commercio sono gli unici
l'unico strumento dove io ho un rapporto direttamente con Bruxelles e non ce l'ho con Roma. Infatti questo anche qua, condivisi con i comuni, la normativa comunitaria mi dice si può usare risorse PRFS, ma devi togliere i comuni, cioè i comuni non possono essere destinatari diretti di risorse, devono andare alle imprese, va bene, questa è la norma. Allora io cosa ho fatto? Siccome per me il comune è centrale, abbiamo previsto nella delibera che comunque nell'accordo di programma sia necessaria la firma del sindaco, che ha ovviamente un ruolo anche di visione sovra-imprenditoriale e territoriale importantissimo. Ecco, vi ho fatto questi flash velocissimi perché l'unico punto dove noi siamo puntuali e rispettiamo i tempi è quello dove non c'è il rapporto con Roma. Tutti gli altri sono drammaticamente in ritardo. Allora, io capisco che evidentemente Reoio che a Roma non è Reoio che a Venezia e battono orari diversi. Però c'è un tema politico che non è evidentemente solo di questo governo, ma anche dei governi precedenti. E il dramma che io vivo è che da una parte c'è la praticità degli amministratori locali, capiscono il problema e lo vanno a risolvere. E dall'altra parte c'è una burocrazia che non dà risposte, che rallenta, che trova mille motivi per non fare. Il dramma è che tutto questo accade anche quando non sono tutti d'accordo. Cioè sulla ZLS non c'è un parlamentare che fosse di d'accordo, non c'è uno. Sulla ZLS non c'è un tema di risorse, perché le risorse ci sono. Quindi esiste, non esiste una politica politica nonostante questo benefito. Quindi io non so che cosa bisogna fare per smuovere, però questo paese rischia di arrivare tremendamente in ritardo perché nemmeno l'impatto emotivo di una guerra, di un rialzo drammatico dei prezzi del costo energetico ti fa firmare una stupidaggine da un punto di vista giuridico come è la comunità energetica. Per cui io ringrazio l'ANCI, i sindaci che hanno anche questa capacità di fare pressione nei confronti del governo, perché altrimenti non saremo ascoltati, e li ringrazio perché io vi ricordo i sindaci durante il Covid, quando eravamo tutti senza una direzione, eravamo tutti senza capire che cosa stava succedendo, ma eravamo tutti d'accordo che dovevamo fare qualcosa per i nostri cittadini. E per questo io davvero li ringrazio di cuore. Grazie. Tinte fosche, però bisogna dire come stanno le cose e quindi non ci si può nascondere dietro un dito, le cose stanno così. Con l'assessore Cristiano Grazzari, assessore alla sicurezza del territorio, tocchiamo altri due temi legati che impattano fortissimamente sul lavoro dei comuni. Uno riguarda le ATR e l'altro la sicurezza e la formazione della polizia locale. Torniamo anche lì alla questione del personale. Prego, Assessore. Sì, grazie. Naturalmente buongiorno a tutti anche da parte mia, un saluto particolare al Presidente Conte e tanti amministratori presenti. Beh, è chiaro che quello che riguarda l'edilizia residenziale pubblica va a toccare un tema che ha una forte ricaduta a livello sociale e anche su quelle che sono le attività degli enti locali, quindi dei comuni, che sono l'ultimo poi destinatario di tante tensioni di carattere sociale. Su questo abbiamo avuto modo di fare degli incontri anche con lo stesso Presidente Conte, che naturalmente non può che sottolineare la difficoltà che hanno molti enti locali, molti comuni, che a fronte di quelle che sono le attività che l'ATER pone in essere per garantire la corretta gestione della propria attività, poi si rivede ricadere situazioni che impattano non sul bilancio dell'ATER ma poi alla fine sul bilancio del comune. Certamente in una fase complessa come quella attuale, che vede la recrudescenza di fenomeni di marginalità e di situazioni di fragilità, seguito Covid, crisi energetica, aumento caro bollette e quant'altro, il tema è assolutamente attenzionato e
sarà uno dei punti focali del prossimo piano strategico che stiamo elaborando per la prospettiva della prossima gestione futura delle nostre ATER, è oggetto di quotidiana interlocuzione che abbiamo con i ministeri competenti e poi attraverso le nostre ATER, ed è anche l'occasione per fare delle riflessioni sull'impianto complessivo dell'attuale normativa della legge 39. Certo è che come regione poi c'è anche la tematica molto attuale del fondo affitti a livello nazionale che si ripercuote anch'essa su questa fascia molto debole della cittadinanza, che vede il Veneto, a onor del vero, meno interessato rispetto a altre regioni nazionali dell'Italia, ma che vede altrettanto molti cittadini veneti in questa situazione. Il bilancio regionale, ve lo dico, non ce la fa a fare fronte a questo tipo di situazioni direttamente. Noi abbiamo cercato di impegnare le risorse che ci derivavano e dai trasferimenti nazionali e in particolar modo dalle opportunità del PNRR, del PINQUA, di quelli che sono i fondi strutturali, per fare una serie di investimenti strutturali su quello che è il patrimonio edilizio della nostra regione attraverso le nostre ATE. Parliamo di oltre 100 milioni di euro che riguardano i fondi complementari al PNRR e di oltre 20 milioni per quanto riguarda specifici progetti PINQUA che sono caduti sul nostro territorio. L'obiettivo qual è? Quello sicuramente di ridurre il livello degli sfitti con una campagna di manutenzione dell'edificato esistente, degli appartamenti, delle abitazioni esistenti, e tanto da poterle mettere a disposizione delle graduatorie che vedono sempre liste d'attesa importanti, e questo è un percorso che è in fase di svolgimento, e devo dire che su questo le ATER hanno anche colto quelle opportunità che offriva la normativa riguardante il 110 in modo importante. Quindi si sono sommati dei flussi di risorse che vedranno un corposo ammodernamento del patrimonio edilizio delle nostre ATER, e su questo è stato fatto un lavoro che metterà a disposizione un'offerta maggiore. Chiaro che questo tema, per essere affrontato in modo strutturale, necessita un forte investimento a livello trasversale da parte di tutti, partendo naturalmente dal livello governativo, ma su questo sicuramente c'è un'attenzione, perché a nessuno sfugge quello che è il dato di fatto della nostra società oggi. Un altro aspetto che tengo a sottolineare è quello riguardante l'edilizia residenziale pubblica, rivolta anche a quelle categorie di fragilità che sono nei nostri territori. Prima si è parlato di sociale dell'ATS, e oggi, grazie anche a una modifica della normativa regionale, abbiamo dato la possibilità ai comuni, vedo qua il sindaco Paolo Aroma di Treviso che ha portato avanti un progetto di questo tipo nel suo distretto, di mettere a disposizione degli edifici attraverso progetti speciali per quelle che sono particolari fragilità che investono la comunità. Parliamo per esempio dei malati di Alzheimer o di altre fasce particolarmente attenzionate, e possono vedere l'impiego di questo patrimonio edilizio per andare a sostenere un servizio ulteriore sul territorio che diversamente non sarebbe sostenibile. Questo ha una molteplicità di ricadute positive, tanto nell'aspetto gestionale dell'immobile, ma soprattutto nell'aumento del livello di offerta che facciamo ai nostri territori e che è fortemente atteso dai comuni. Questa è una tematica che comunque non ci vedrà partecipi di un processo di anche riforma per quanto riguarda il sistema delle ATER venete. Sono in corso delle riflessioni che noi facciamo sia a livello regionale sia confrontandoci con le nostre ATER e con i territori, perché la mia opinione è che ci deve essere una maggiore partecipazione nell'attuale governance delle ATER rispetto ai territori, perché i territori abbiano degli elementi di maggiore condivisione gestionale. Per quanto riguarda invece sicurezza, la Regione ha delle competenze che si trasfondono in particolar modo su quello che è l'aspetto della polizia locale.
polizia locale alle volte viene interpretata in modo non corretto dalla vulgata comune, ovvero quale guardiano rispetto a aspetti di circolazione stradale, multe e quant'altro, e magari l'agente di polizia locale non è interpretato sempre positivamente dal cittadino comune. Invece io voglio sottolineare e sfatare questo tipo di visione di impostazione e sottolineare quale sia l'importanza del nostro personale di polizia locale e quanto sia fondamentale il lavoro e il ruolo che gli stessi svolgono per connettere l'aspetto della nostra comunità, dei cittadini, con le istituzioni. Molte volte l'agente di polizia locale, quello che era chiamato il vecchio vigile urbano, è il primo biglietto da visita che il cittadino ha rispetto agli amministratori, rispetto all'amministrazione, rispetto alle istituzioni. Ed è necessario che questi professionisti, queste figure abbiano prima di tutto un riconoscimento importante del loro lavoro, e su questo ritorniamo sul piano nazionale, perché una riforma della polizia locale è attesa sin dagli anni 80, la legge sulla polizia locale data 1984. Un riconoscimento del loro lavoro e una restituzione di una vera dignità e di un'equiparazione a quello che è il lavoro che queste figure fanno e che può essere tranquillamente equiparato a quello delle forze dell'ordine, dei vari corpi delle forze dell'ordine. Lo fanno con lo stesso impegno, con la stessa professionalità, con gli stessi rischi e sacrifici, ma con molto minori prerogative e molti minori riconoscimenti di diritti. Quindi questo è un input che a tutti i livelli abbiamo sempre cercato di promuovere, anche ragionando con le associazioni categorie. Il ruolo della Regione si estrinseca attraverso quelli che sono gli aspetti formativi della nostra polizia locale, e quindi una necessità che abbiamo di garantire tanto al piccolo comune che ha un agente di polizia locale, quanto invece al comune capoluogo di Regione Venezia e ai comuni capoluogo che hanno dei corpi strutturati capaci di svolgere un'attività di formazione continuativa, la necessità di garantire un'omogeneità del livello formativo e quindi un'omogeneità di possibilità di intervento delle polizie locali sul territorio, soprattutto rivolte ai piccoli comuni. Ed è per questo che alla nostra offerta formativa, che strutturalmente promuoviamo come Regione Veneto, abbiamo voluto quest'anno, anzi nel corso del 2022, ma si stanno estrinsecando i corsi anche in quest'anno, fare un accordo proprio con l'ANCI per andare a individuare attraverso l'ANCI quelle che sono delle offerte formative cucite con un ambito sartoriale sulle esigenze di tutti i comuni, partendo da quelli di piccola dimensione. E devo dire che il ritorno è stato interessante in termini di partecipazione, di numero e di interesse, soprattutto grazie al fatto che si può partecipare anche attraverso il remoto e quindi senza dover perdere attraverso spostamenti e quant'altro. Questo favorisce fortemente la partecipazione. Faremo della formazione specifica per quelli che sono i comandanti, ovvero l'alta formazione, e su questo stiamo intraprendendo un accordo con il Comune di Venezia, che si rapporterà poi con tutti gli altri comuni capoluogo per fare un'offerta specifica formativa sull'alta formazione sui nostri comandanti, che devono essere poi quelli che vanno sul territorio a coordinare gli agenti di polizia locale e a garantire appunto il servizio sul territorio. Ricordo che la nostra polizia locale è, ahimè, ancora in grave sofferenza di organico, come molti altri aspetti della pianta organica dei nostri comuni, e su questo una sensibilità c'è stata molto forte da parte degli enti locali, spero che non manchi anche a tutti i livelli istituzionali. Per quanto riguarda poi l'aspetto legato alla sicurezza, mi preme fare un passaggio velocissimo sulla legge 48 del 2012, che è quella sulla prevenzione del crimine organizzato e della diffusione delle mafie sul nostro territorio. Una legge multidisciplinare che non riguarda solo le materie legate alla sicurezza, ma che si trasferisce poi su vari campi di intervento. Pensiamo a tutto quello che è l'attività che viene svolta nei confronti della formazione, nei confronti dei ragazzi, delle scuole, della diffusione del messaggio, della cultura della legalità, che ritengo sia di straordinaria importanza per
garantire una adeguata preparazione a quei tanti amministratori che poi si trovano quotidianamente ad affrontare situazioni che possono avere aspetti di criticità. Ormai anche in Veneto questi fenomeni esistono, noi pensiamo sempre che il Veneto, il corpo degli amministratori, dei politici, della società, degli imprenditori rappresenta un corpo profondamente sano, ma non è un corpo immune da questo tipo di infiltrazioni che sono oggi particolarmente pericolose perché si esplicitano in modalità diverse rispetto a quello che può essere l'immaginario collettivo, si esplicitano in particolar modo nell'aspetto dell'economia, della finanza, degli appalti, delle attività legate alla pubblica amministrazione. Ecco, su questo svolgiamo come Regione, insieme al Consiglio regionale, all'Osservatorio sulla criminalità organizzata e sulla diffusione delle mafie, un lavoro di prevenzione, di diffusione della cultura della legalità, di lavoro con le scuole, di lavoro con gli amministratori e anche di promozione di progetti specifici che sono anche stati rivolti alle nostre polizie locali, agli amministratori per quanto riguarda la formazione. Ritengo che dobbiamo essere molto presenti, ci sono dei protocolli ben precisi che hanno visto il coinvolgimento dell'ANCI, che hanno visto il coinvolgimento delle forze dell'ordine per garantire quelle che sono delle pratiche di precauzione su questa tematica che ci deve vedere tutti protagonisti e tutti molto attenti affinché il Veneto possa essere preparato nel migliore dei modi nel caso in cui vi fossero tentativi di infiltrazione di questo tipo. Grazie. Grazie. Questo è un intervento noi ci eravamo visti proprio qualche mese fa a Mestre in una occasione organizzata da ANCI del Consiglio regionale Veneto proprio su questo tema delle infiltrazioni. All'assessore Francesco Calzolari, assessore al bilancio, mi verrebbe da chiedere subito, visto che anche il suo collega di giunta ha detto le risorse sono quelle che sono, la regione continua a essere una regione che ha un bilancio senza l'addizionale IRPEF, se qualche volta vi sia passato di mente un intervento in una situazione di crisi come quella che stiamo vivendo, quindi le chiedo poi di toccare anche questo tema, anche se so che lei si era preparato oggi proprio per parlare dei rapporti con i comuni, soprattutto del piano di riordino territoriale. Sì, grazie, buongiorno a tutti, un ringraziamento al Presidente Conte per l'invito e mi ero preparato un ulteriore ringraziamento che era quello di dire, mi ha invitato non come assessore al bilancio ma come assessore agli enti locali o all'innovazione digitale, così non dovevo parlare del bilancio perché avrei avuto poche novità per i sindaci che si aspettano comunque dalla Regione delle risorse, degli interventi che fanno parte di quel corollario di rapporti tra la Regione e i comuni, fatta di richieste, di bandi, di opportunità che la Regione mette a disposizione del territorio. Ma come sapete, anche il bilancio 2024 è un bilancio che non ha ulteriori entrate e quindi è il bilancio tradizionale, un bilancio che nel corso degli ultimi anni è riuscito comunque a soddisfare molte richieste del nostro territorio, ha dimostrato anche dargli la mano come lasciare più di qualche miliardo nelle tasche dei veneti, ha fatto sì che l'economia veneta e di conseguenza i veneti abbiano avuto la capacità di reagire meglio e prima in crisi importanti come sono state quelle del 2008 e del 2011 e anche quella del Covid, a dimostrazione molto probabilmente che i soldi in tasca ai veneti fruttano di più rispetto a quelli della pubblica amministrazione. È chiaro che è un bilancio che ha delle difficoltà e quindi il Presidente ha deciso di arrivare fino in fondo della sua legislatura non applicando unica regione in Italia per così lungo tempo. Pare che l'anno scorso sia stata forse la Basilicata a non applicare l'addizionale IRPEF, però insomma, la Basilicata è come se una provincia, una piccola provincia del Veneto decidesse di non applicare un'addizionale su scala regionale, capite che le dimensioni sono diverse. Il gettito che noi avevamo previsto è di circa 400 milioni di euro all'anno, che potrebbe naturalmente generare degli interventi di benefici sul territorio che al momento non sono previsti. Quindi continueremo a finanziare quelli che sono i tradizionali linee di spesa, cercando di fare uno sforzo straordinario nel 2024 per quanto riguarda la programmazione europea, che vede la Regione del Veneto passare rispetto alla precedente amministrazione da 1 a più di 2 miliardi di
finanziamenti. E per far questo naturalmente c'è bisogno di cofinanziarli, il tradizionale 18%, e quindi avremo la necessità di mettere ulteriori risorse fresche della Regione insieme forse per la prima volta con l'utilizzo dei fondi FSC e garantire la piena copertura di tutto il cofinanziamento. Stiamo anche naturalmente attenti a quelle che sono le esigenze che vengono evidenziate dai territori. Ci sono dei bisogni puntuali legati al mondo della scuola, legati al mondo del sociale. Vedremo insomma da qui a dicembre se magari qualche risorsa in più può essere trovata e cercheremo di darle le giuste direttive, le giuste applicazioni, insomma, perché è un momento difficile, però riusciremo a passare anche questo. Però appunto mi ero preparato un po' una slide insomma, che cerca di sintetizzare il lavoro che abbiamo fatto nel corso degli ultimi anni come enti locali, perché è partito un processo di riordino di un documento importante come il piano di riordino territoriale della Regione del Veneto, che era scaduto e che aveva la necessità di un aggiornamento rispetto anche alle mutate esigenze del rapporto con i territori, ma mutate anche normative, una fra tutte quelle dei ATS. E quindi abbiamo cercato di capire dei territori con molti incontri, abbiamo incontrato più di 220 amministratori locali per cercare di capire cosa andava e soprattutto cosa non andava nel vecchio piano, quali erano le aspettative. Abbiamo cercato di tradurle anche attraverso l'analisi di dati concreti di quella che è il rapporto con gli enti locali, quali sono le difficoltà di carattere sia di bilancio che di personale, le prospettive, e quindi tracciare una traiettoria da qui al 2030. E quindi quello che ne viene fuori all'interno di questo documento, che è già stato presentato in prima commissione, che verrà approvato solo in prima commissione tra qualche mese, è quello di una regione che, come diceva il Presidente, ha essenzialmente una funzione legislativa, di indirizzo e di controllo, per poi dare gradualmente tutta una serie di funzioni a degli enti che sono sotto la regione, individuando una sorta di architettura istituzionale dove si cerca di andare a definire bene chi fa cosa. Quindi la regione che legifera, programma e destina delle risorse e controlla se quelle risorse vanno nel verso giusto, le province, e devo dire che da questo punto di vista rispetto a quando siamo partiti c'è questa grossa novità del ormai credo prossima approvazione della piena restituzione delle funzioni delle province, in primis con l'elezione diretta del Presidente, e quindi le 6 province più una città metropolitana, a cui si aggiungono i 21 ambiti territoriali sociali. Adesso vedremo nell'ambito della discussione della legge, molto probabilmente ce ne sarà qualcuno in più, perché si è resi conto che 21 in alcune aree rischia di essere poco, quindi c'è un'analisi territoriale che sta facendo l'assessore Lanzarini per cercare di arrivare quanto prima in approvazione della legge, tenendo conto delle indicazioni che sono state date anche dalle amministrazioni locali, dove hanno bisogno di indicazioni chiare. Insomma. Quindi quello che cercheremo di portare in legge è un preferibilmente, ma cercare di dire quella che secondo noi potrebbe essere la forma adeguata per cercare di mantenere quei servizi che sono un'eccellenza del nostro territorio e che credo che sia la consapevolezza di tutti, nessuno avrebbe voluto cambiare, ma una norma nazionale ci impone di andare verso gli ATS, perché gli ATS la regione non li avrebbe fatti. Forte del servizio sociosanitario che da anni riesce a erogare, quindi è un obbligo che ci portiamo addosso per cercare naturalmente poi di intercettare quelle che sono le risorse che vengono messe a disposizione da parte dell'Europa, da parte dei governi. A questi 21 ambiti che secondo noi dovrebbero avere, 21-23, dovrebbero avere progressivamente anche altre funzioni che non siano solo di carattere sociale, dovrebbero proprio cercare di portare un po' di riordino verso quella programmazione su area vasta che in alcuni territori viene fatta, in altri meno, e che ha necessità di tavoli un po' più ampi come gli ATS potrebbero diventare. Dopo gli ambiti, per caduta arriviamo alle unioni, e quindi le unioni comuni. Nel Veneto ci sono 14 unioni che hanno 51 comuni che dialogano al lavoro per loro. Abbiamo 18 unioni montane con 131 comuni, quindi anche in questo
formazione che nel corso degli ultimi anni non è stata sufficientemente attenzionata, e quindi le intese programmatiche aree riteniamo possano essere un ulteriore strumento di dialogo tra i sindaci per portare all'attenzione della Regione un progetto di area vasta, un progetto che possa cambiare il territorio, non una pista ciclabile di 1 chilometro, ma un disegno che abbia la capacità di mettere insieme risorse e progettualità per dare una nuova visione di quel territorio. Le conferenze di sindaci, che sono un altro strumento estremamente importante di dialogo, in particolar modo quelle che noi definiamo conferenze di sindaci tematiche, insomma, dove i sindaci si mettono assieme perché hanno un problema comune e attorno a quel problema comune riescono a trovare una condivisione di progettualità e di risorse. E poi naturalmente i comuni. Sui comuni, come sapete, abbiamo 535 comuni in Veneto, 563 comuni in Veneto. Abbiamo fatto alcune riflessioni rispetto a quella che è, vuol dire, una prospettiva. Ecco, il numero che abbiamo messo, 500, non è un obiettivo, è una traiettoria. Cioè, riteniamo come Regione sia doveroso mettere in evidenza che le difficoltà che ci sono nell'amministrare, in particolar modo i comuni piccoli nel Veneto sono tantissimi, debba portare a una riflessione da parte degli amministratori locali. E quindi il tema delle unioni, il tema delle convenzioni e il tema delle fusioni è un tema che in futuro sarà assolutamente necessario ad affrontare. Quest'anno alla fine di ottobre abbiamo una sorta di Fusion Day, quattro tentativi di fusione, con 3 di questi tra l'altro con la piena condivisione di entrambi i consigli comunali, e quindi vuol dire che il territorio ha condiviso questo percorso, non è una fuga in avanti di un sindaco piuttosto che di uno che vuole diventare sindaco, ma sono i territori che prendono consapevolezza che le loro dimensioni devono trovare un'entità più ampia, proprio per cercare di trovare quelle sinergie dal punto di vista sia del bilancio che della pianta organica, che ci permetterà forse in futuro di avere qualche eccellenza in più, qualche amministrazione che riesca a dare maggiori risposte al nostro territorio, proprio nell'ottica sulla quale dobbiamo riflettere, che ad oggi nel 2050 il Veneto ha 1 milione in meno di abitanti. Non so se lo dico ogni volta, perché però il trend demografico è una cosa certa, e il trend demografico ad oggi ci dice che dei 5 milioni di abitanti nel 2050 saremo 4 milioni di abitanti, e chiaramente chi soffrirà di più da questo punto di vista saranno i piccoli comuni dove ci sarà uno spopolamento continuo e costante. Quindi credo che una regione che deve cercare di guardare oltre anche il mandato elettorale che sarà nel 25 abbia la responsabilità di produrre dei documenti che tracciano delle traiettorie, che mettono in discussione quello che è il Veneto che è stato fino ad oggi, e cerca di dare anche delle prospettive a loro per migliorarlo e per continuare a erogare i servizi ai nostri cittadini come si merita. Grazie Assessore, ringrazio tutti, ringraziamo il Sottoscritto per aver fatto delle relazioni ricchissime e per non appesantire anche il dibattito. Vi ringrazio, vi invito a tornare giù in platea, e ora dedichiamo una mezz'oretta, 10 minuti ciascuno con la tagliola, perché dalla regia mi dicono che siamo nei tempi ma li dobbiamo rispettare. Parliamo di alcuni strumenti e progettualità che sono a sostegno degli enti locali. Invito tutti e 3 i relatori a venire qui sul palco. Poi non so chi vorrà parlare, se lo farà dal palco, dal podio o meno, o seduto. Comunque invito Mauro Samugaro, che è il responsabile delle relazioni business pubblica amministrazione Nord Italia di Cassa Depositi e Prestiti. L'applauso accompagna chi è salito sul palco. Poi c'è Deborah Miccio, che è responsabile della direzione commerciale marketing dell'Istituto per il Credito Sportivo, ed Eleonora Egalini, che è funzione promozione e assistenza alla pubblica amministrazione del gestore dei servizi energetici. Io non so se ci sia un ordine al computer delle slide, possiamo partire. Allora partiamo da Deborah Miccio, che è qui alla mia destra. Non so se abbia dei materiali da proiettare. Ci sono, ma se i tempi sono stretti non li vogliamo vedere.
intervenire Poi se pure preferisce parlare. lei, i 10 minuti valgono con le slide o senza, quindi vedremo. Abbia discrezione, no, giusto perché così. Allora, questo avanti. Non fa niente, tanto andiamo avanti. Sì, sì, sì. Ecco. Forse la posizione. Forse per lì è meglio, tanto. Sì, forse così riesce anche a vedere. Questa è solo una slide per presentarci. Buongiorno a tutti. Prima di tutto grazie al Presidente che ci ha coinvolto, ci ha invitato, e a tutti i sindaci che sono presenti. Per noi è un onore, come Istituto per il Credito Sportivo, essere qui con voi a sostegno di quello che voi fate giornalmente. Come diceva il Presidente, voi siete dei sindaci operativi, e a questo a noi piace molto perché anche noi lo siamo. Siamo una banca, come leggete lì, attenta a tutto ciò che è sociale, che è sostenibile e soprattutto quello che voi vi interessa, cioè tutto il mondo dello sport e della cultura, che magari non è sempre così sostenuto finanziariamente, ecco, abbiamo gli strumenti per sostenerlo finanziariamente. Scorro, niente, se non ci riusciamo. Poi vediamo se è una questione di posizione. Questa è la nostra compagine sociale, solo per raccontarvi che siamo una banca pubblicata, siamo posseduta praticamente per il 90% dal pubblico, prevalentemente dal MEF, quindi siamo una banca che è veramente a fianco degli enti locali perché risponde alle stesse logiche, risponde agli stessi principi. Un utilissimo relativo finalizzato proprio a poter sfruttare al meglio le potenzialità di sostegno attraverso i nostri finanziamenti a quelle che sono amministrazioni locali e imprese private. Quindi questo per darvi un'idea. Come lavoriamo noi? Lavoriamo grazie al fatto che gestiamo a titolo gratuito per conto dello Stato dei fondi pubblici. Questi fondi pubblici consentono di far sì che i nostri finanziamenti siano agevolati. Agevolati come? Attraverso il contributo in conto interesse, quindi sosteniamo gli interessi dei mutui che facciamo, oppure attraverso il fondo di garanzia, che è a supporto invece delle imprese private perché consente di alleggerire il peso delle garanzie che sono richieste agli imprenditori per poter usufruire dei finanziamenti. Ecco, lasciamo la prima slide, quella lì. Mi interessa adesso entrare nei mitici 10 minuti a darvi delle indicazioni precise. Sono diventati 8. Sono diventati già. Deve essere tassativo. Guardi, forse faccio anche più velocemente. Allora, quello che voglio dire è che noi annualmente per gli enti locali facciamo 2 bandi, uno sullo sport e uno sulla cultura. Che bandi sono? Lì vedete, c'è scritto, non lo ripeto, abbiamo già delle brochure che abbiamo consegnato, noi finanziamo comuni, unioni dei comuni, province, regioni. Come li finanziamo? Questo che vedete è il bando sport e finanziamo tutto quello che è ampliamento, ristrutturazione, riqualificazione degli impianti sportivi, efficientamento energetico, abbattimento di barriere architettoniche, cofinanziamento ai bandi PNRR. Ne hanno parlato prima, noi ci affianchiamo laddove voi avete dei progetti che sono entrati nel bando PNRR, magari sono in un quadro economico di investimento maggiore, ecco noi subentriamo per coprire la restante quota di questo progetto che voi avete o di questo investimento, lo copriamo con dei finanziamenti agevolati e copriamo anche con i nostri finanziamenti anche quelli che sono l'incremento dei costi che eventualmente le forniture e i materiali nell'ambito anche delle progettualità PNRR, poi vivendole, andando avanti, magari questi costi sono incrementati e noi copriamo proprio quella parte lì. Qual è la nostra caratteristica? Come è scritto, ecco forse nella slide successiva, noi finanziamo tutte le tipologie di comuni, quindi fino a 5.000 abitanti e anche oltre, comuni, capoluoghi di provincia e anche di regione, con importi che variano da 2 milioni fino a 6 milioni di euro e possono essere utilizzati anche in più domande. Non dovete avere solo un progetto, ma potete avere anche più progetti e inserire più domande collegate alle diverse progettualità. La stessa cosa, velocemente, ecco questo è solo per farvi vedere quanto può risparmiare un comune. Poi siamo sempre una banca e quindi ci teniamo a far vedere quello che è il vantaggio che il comune può avere nell'usufruire del nostro finanziamento, chiaramente solo per lo sport e la cultura, lo dico per i colleghi di Cassa Depositi, per il collega, noi abbiamo un perimetro limitato, per
però è evidente da quei numeri, è chiaro che possiamo risparmiare quasi il 30%, potete risparmiare, le vostre amministrazioni possono risparmiare quasi il 30% del costo che generalmente nell'ambito dell'autorizzazione MEF, che dà i tetti massimi di finanziamenti per i comuni, potete risparmiare fino al 30%. Come? Perché noi abbiamo questa possibilità di abbattere il tasso di interesse completamente per i finanziamenti durati fino a 15 anni, se no da 20 a 25 con una diluizione di questo tasso. Altra slide e così lo facciamo anche sulla cultura, quindi come vi dicevo prima, bando sport e bando cultura. Sulla cultura anche qui finanziamo tutto ciò che è valorizzazione, ristrutturazione, digitalizzazione dei musei, tutto quello che può essere una valorizzazione del patrimonio culturale. Aggiungo anche l'acquisto da parte del comune, come ci capita, di beni di valore culturale, beni vincolati, ecco, noi possiamo sostenerli nell'acquisto di quei beni. I nostri, e chiudo così, penso di essere stata veloce, i nostri bandi sono aperti, sono a sportello, che vuol dire che voi inserite la domanda nel portale, noi vi seguiamo, abbiamo una struttura, ecco, bravo, lasci giusto questo, abbiamo una struttura presente su tutto il territorio, chiaramente presente anche nella regione Veneto. Sono qui con me Paolo Lega, che è il capo area nord-est, e Roberto Renato, che è responsabile sul territorio. Sono qui con me, abbiamo un piccolo desk all'entrata dove siamo pronti a darvi consulenza, supporto, anche solo ad aiutarvi a orientarvi nelle vostre opportunità di sviluppo che avete nel settore sport e cultura. Quindi basta contattarci, abbiamo i cellulari, abbiamo i riferimenti, la domanda si inserisce al portale, ripeto, siamo a disposizione anche per venirvi a trovare nelle vostre città, a fianco a voi, per inserire la domanda, per parlarne, insomma, per cogliere tutto quello che vi serve e che c'è, insomma, interesse a fare. Il bando si chiude il 5 di dicembre, ma chiaramente ci saranno anche negli anni prossimi, non possiamo garantire stesse condizioni, stesse modalità, perché il mercato è in movimento e ogni anno rifacciamo le opportune considerazioni, però continueremo comunque sempre ad esserci. Grazie per la puntualità. Eleonora Carini, funzione promozione e assistenza alla pubblica amministrazione del gestore di servizi energetici. Non so se anche nel suo caso ci siano delle... Sì, avrei delle slide, ma le sappiamo. la difficoltà Grazie. anche senza. Grazie mille dell'invito, grazie a Anci Veneto, al Presidente Conte e al Comune di Verona. Per noi è un piacere essere qua. Il GSE è questo ente che gestisce le fonti rinnovabili e gli incentivi e gli strumenti per l'efficienza energetica a livello nazionale, ma la sede ce l'ha soltanto a Roma, quindi noi cerchiamo per quanto possibile di muoverci per il territorio, non è possibile, non è pensabile di essere ovunque, ma cerchiamo di veramente essere più capillari possibile. Come il GSE ha attivato da diversi anni un servizio che fornisce un supporto alle pubbliche amministrazioni, quindi inserendo la propria assistenza in un contesto nazionale, quindi diciamo operando direttamente con le regioni per rendere i bandi cumulabili con i nostri finanziamenti e anche con gli enti locali, più specificatamente con i comuni, per aiutarli, per assisterli nei loro progetti di riqualificazione di edifici pubblici, di relamping di sistemi di illuminazione pubblica, di costituzione di comunità energetiche, di rinnovo di flotte veicolari comunali, anche nell'ambito della gestione dei sistemi idrici e in tanti aspetti a seconda comunque dell'esigenza dell'ente locale. Molti comuni più presenti già ci conoscono, già sanno che possono appunto usufruire di un'assistenza gratuita da parte del GSE, ancora troppi purtroppo non sono a conoscenza di questo servizio appunto che è gratuito ed è aperto a tutte le pubbliche amministrazioni nazionali. A tal fine da qualche anno il GSE ha implementato un corso di formazione che si chiama GSE Informa PA, che è via webinar, quindi è accessibile da chiunque, è gratuita, è continua e fornisce dei crediti formativi, quindi e tocca tutti i temi che a livello di efficienza energetica sappiamo possono interessare i comuni e soprattutto i tecnici che lavorano per le pubbliche
istituzioni. Quindi partirà verosimilmente l'8 novembre il nuovo programma di formazione e toccherà diversi temi come la riqualificazione dell'edilizia pubblica, l'illuminazione pubblica, la manutenzione degli impianti fotovoltaici incentivati nel tempo, la distribuzione di energia elettrica, ma anche la comunità energetica e l'autoconsumo, sempre auspicando che venga pubblicato il decreto attuativo. E abbiamo anche ampliato quest'anno il programma di formazione alle imprese e ai servizi pubblici, quindi mobilità pubblica, quindi trasporto pubblico locale, quindi colonnine di ricarica in sinergia con il PNRR. Abbiamo inoltre un programma di premiazione dei comuni più virtuosi, per cui diciamo che vi aspettiamo tutti, si chiama programma Vivi, Territori Vivibili, che appunto riconosce un premio a quelle amministrazioni che sono riuscite a distinguersi per particolari virtuosismi per azioni che hanno compiuto sui propri territori. Quindi anche lì non vediamo l'ora di premiarli tutti. Sappiate che appunto è un progetto di assistenza, come dicevo, gratuita e aperta a tutti, quindi vi lascerò poi i miei contatti e io sono una referente anche per la Regione Veneto, oltre che per altre regioni, quindi volentieri potete contattarmi, potete fare affidamento a noi. Grazie. Grazie per gli strumenti che sono proprio al servizio degli enti locali con Mauro Sambucaro, che è il responsabile delle relazioni business pubblica amministrazione Nord Italia di Cassa Depositi e Prestiti. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente Conte per l'invito, il Sindaco Tomasi per l'ospitalità, ringrazio anche il Dottor Moio, il Dottor Granziero per tutto il supporto tecnico che stanno fornendo in questi giorni, in queste settimane. Come Cassa Depositi e Prestiti noi cerchiamo di garantiamo la concessione dei finanziamenti per la realizzazione degli investimenti che ogni pubblica amministrazione intende fare, e questo lo facciamo attraverso l'offerta di prodotti a breve termine e a medio termine, oppure attraverso operazioni, ahimè, straordinarie che abbiamo effettuato negli ultimi anni a causa di situazioni straordinarie, tipo Covid, piuttosto che eventi calamitosi come i terremoti, cercando di liberare risorse a disposizione del territorio. Serviamo più di 8.000 enti locali, tutte quante le regioni e le province autonome e oltre 10.000 controparti di perimetro pubblica amministrazione. All'interno di questo perimetro operiamo anche le ASL, le autorità di sistema portuale, i conservatori, le università e tutto quello che in qualche modo è riconducibile alla pubblica amministrazione. Apro una piccola parentesi, riusciamo anche a gestire e a supportare le partecipate degli enti locali con dei distinguo. Infatti noi operiamo per classi omogenee di controparti, perché ogni classe omogenea ha una sua normativa, una sua circolare di riferimento. Questo presidio lo facciamo attraverso i 27 punti fisici che il CDP ha sparsi nel territorio, che sono divisi tra siti territoriali e cosiddetti spazi autonomi CDP. Le sedi territoriali sono proprio siti aperti da Cassa Depositi e Prestiti. La prima a livello nazionale è stata proprio a Verona nel maggio del 2019, mentre gli spazi idonei sono aperti presso le fondazioni bancarie che sono le nostre socie nel capitale sociale. Qui nel Veneto abbiamo 3 punti, abbiamo la sede di Verona, abbiamo l'Icone presso la Fondazione Caripalo a Padova e l'ultima sede inaugurata a Venezia nel luglio dell'anno scorso, il cui referente responsabile è il collega Paolo Palmini, che oggi è qui presente e che molto probabilmente più di qualcuno di voi conosce. Oltre alla presenza di referenti commerciali presso le sedi, abbiamo attuato da un anno a questa parte anche un customer care formato da colleghi interni che si occupano soprattutto di dare supporto per quanto riguarda aspetti tecnici, procedurali o del sito internet nostro, che è sempre in rinnovo e attraverso il quale passano tutte le vostre richieste di finanziamento. Per darvi qualche numero, in Veneto abbiamo fatto dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2023, posso citare
circa 145 milioni di euro di finanziamento, supportando 143 amministrazioni. Non vi nascondo che è iniziato da poco il secondo semestre e già le richieste di intervento e di finanziamento sono in proporzione molto aumentate. Diciamo che stiamo vedendo rispetto agli anni scorsi una forte accelerata per quanto riguarda i finanziamenti a supporto di investimenti PNRR, in quanto spesso e volentieri Cassa Depositi interviene come cofinanziamento di investimenti sui quali l'amministrazione mette i mezzi propri oppure ottiene contributi, come per esempio dal GSE, con i quali abbiamo anche sviluppato un prodotto di prestito di investimenti in conto termico, proprio per agevolare e accelerare la realizzazione delle opere. Ecco, uno spaccato qui sui 143 milioni di opere effettuate, 42 milioni sono state su edilizia scolastica, 31 milioni sulle università e le accademie. Per esempio abbiamo supportato molto l'anno scorso i conservatori, e opere stradali e infrastrutture è una delle richieste che va per la maggiore sul territorio veneto. E come lo facciamo? Lo facciamo con prodotti che sono tradizionali, quindi non mi dilungo a presentare il prestito ordinario, il prestito flessibile, che sono prodotti già ampiamente conosciuti, ma lo facciamo con altri finanziamenti agevolati o con prodotti innovativi. Quello che oggi mi preme sottolineare, quello che diceva anche prima il Presidente Conte, è proprio quello di darvi un focus veramente su alcuni prodotti che spesso e volentieri non sono conosciuti dalle amministrazioni, fermo restando che questa presentazione non vuole essere esaustiva, ma solo lanciare degli input per poi approfondire in un secondo momento insieme quale sia la soluzione migliore da poter adottare le grandi amministrazioni. Quindi il fondo rotativo per la progettualità, questo è molto interessante, qualcuno di voi forse se lo ricorderà perché l'anno scorso non avevamo disponibilità, in quanto è un fondo che mette a disposizione lo Stato, in quanto gli oneri sono a carico del bilancio dello Stato. L'ente può richiedere questo finanziamento per sostenere tutte le spese di progettazione di un'opera, da valutazione di impatto ambientale a tutti i livelli progettuali, rimborsando al massimo entro 36 mesi solo il capitale, in quanto gli oneri, come dicevo, sono a carico dello Stato. Questo fondo è stato rifinanziato con l'ultima legge di bilancio, un anno fa esattamente non c'era disponibilità, con la legge di bilancio 2023 sono stati messi a disposizione più di 100 milioni che sono poi divisi per sottocategorie. Oggi agli enti locali restano a disposizione circa 10-12 milioni di euro. Io vi invito a fare delle riflessioni perché è un fondo che effettivamente funziona bene, viene molto utilizzato e anche molto semplice da richiedere. Oltre a questo, proprio per sopperire alla mancanza di eventuali disponibilità del fondo, abbiamo creato l'anno scorso, proprio anche su vostra iniziativa, su vostra segnalazione, il prestito progettualità PNRR, Fondo Nazionale Complementare. Questo funziona come il fondo rotativo per la progettualità, ha la particolarità che sono fondi di Cassa Depositi e quindi devono essere remunerati, quindi sono oneri a carico dell'ente, però ha un piano di rientro fino a 5 anni e comunque vi permette anche questo prestito di poter sopperire e anticipare tutte quante le spese di progettazione, che sappiamo essere per tante amministrazioni, soprattutto le medio-piccole, un problema anche per reperire le risorse. Un altro prestito che lancio lì, che forse qualcuno di voi avrà già visto, avrà sentito parlare anche perché l'abbiamo lanciato con un webinar nazionale a febbraio di quest'anno, è il prestito Green. Il prestito Green è un prestito studiato insieme con la Banca Europea degli Investimenti e ha una particolarità. Riusciamo ad applicare una riduzione al tasso di interesse applicato ovviamente ai nostri prestiti ordinari proprio perché vogliamo incentivare su alcune tipologie di investimenti, su alcune materie, lo sviluppo degli investimenti. Quindi per quanto riguarda edilizia scolastica, rimboschimento, opere idriche, transizione energetica, mobilità sostenibile, possiamo adottare questo finanziamento che ad oggi presenta mediamente, poi sapete che le nostre condizioni cambiano di settimana in settimana, una riduzione di uno 0,30-0,40% di tasso rispetto al prestito ordinario, tanto o poco. È sempre comunque un risparmio, quindi considerando che gestiamo soldi pubblici, dove possiamo risparmiare è meglio
Concludo con un ultimo strumento, uno strumento che in realtà abbiamo già dal 2018 ma che stiamo rispolverando oggi grazie a una collaborazione con Poste Italiane. Proprio perché il territorio ha manifestato in più occasioni l'assenza di intermediari finanziari in alcuni paesi, in alcuni comuni, perché sappiamo che le banche commerciali stanno riducendo gli sportelli, sta diventando sempre più difficile avere un servizio di tesoreria, aver garantito il servizio di tesoreria. Poste Italiane si è affacciata a offrire questo servizio e per tutti quei comuni sotto i 15.000 abitanti che affidano il servizio di tesoreria a Poste Italiane, noi come Cassa Depositi e Prestiti possiamo concedere l'anticipazione di tesoreria e quindi possiamo concedere quella linea di credito che può sopperire a aumentare le esigenze di cassa. Non vi nascondo che allo studio la possibilità di estendere questa opportunità, quindi di allargare il perimetro delle amministrazioni beneficiarie. Dovremo avere qualche novità a inizio 2024. Concludo rinnovandoli l'invito di contattarci, noi siamo a disposizione, oltre al sottoscritto e al collega Paolo Ranieri, c'è anche Alessandro Rocco che è referente della sede di Verona. Con questa presentazione non vogliamo essere esaustivi, anzi è solo una minima parte dei prodotti che possiamo offrirvi. Riteniamo di potervi dare consulenza per trovare il prodotto migliore per le vostre esigenze, ma soprattutto vi invitiamo, e qualche amministratore che vedo qui ha già avuto l'occasione di sperimentarci positivamente, vi chiediamo anche di contattarci per provare insieme a gestire in maniera attiva lo stock di debito che avete come Cassa Depositi e Prestiti, perché spesso e volentieri ci sono delle iniziative o ci sono delle soluzioni che non tutti ancora conoscono ma che vi possono fare un'accurata gestione attiva dello stock di debito. Grazie Federico. Chiudiamo questa fase di strumenti, invito a tornare in platea Deborah Miccio, Eleonora Garini e Mauro Samugaro. Ci avviamo verso la conclusione della mattinata. Io inviterei a tornare qui sul palco con me il presidente del Cineto Mario Conte e capire nel frattempo se fra i coraggiosi amministratori che hanno atteso finora con pazienza, ma come avete visto la mattinata è stata densissima di argomenti, se c'è qualcuno che ha la voglia di intervenire, toccare un tema che magari oggi è stato sfiorato, avere qualche domanda particolare, lo invitiamo ad avvicinarsi qui al palco. Ecco, vedo che c'è un alimentoso che si muove, vi chiederò poi di presentarsi anche a favore degli altri. Buongiorno a tutti, sono il sindaco di Tribano. Sindaco di Tribano, lei non avrà 10 minuti, avrà porti di tempo. Io ho 4.300 abitanti, seguo la consulta del segretario dei lavori pubblici, la politica della casa e segue anche tutto quello che riguarda l'urbanistica. Siamo in un momento molto particolare e critico perché su tutti questi tre settori stiamo discutendo a 360 gradi. Parto dall'urbanistica, sembra quella più scontata. Noi abbiamo strumenti che fino a 20 anni fa ampliavano i nostri territori. Avevamo una previsione di crescita praticamente costante. Oggi vi faccio un esempio pratico. Nel mio comune, io sono nell'AST 17, ho 167.000 abitanti. Quest'anno abbiamo fatto la valutazione del 2022, sono nati 1.009 bambini e sono morte 2.157 persone. Abbiamo un indice di vecchiaia del 215%. Quindi nella vita faccio anche l'architetto, faccio l'urbanista. La prima cosa che dobbiamo tenere sotto controllo è questa previsione futura. Siamo un paese in cui invecchiamo in maniera preoccupante e da noi invecchiamo di più. Abbiamo un modello, prima diceva il Presidente Zaia, un modello che è collegato alla socialità importantissimo. Il 78% del bilancio regionale va in sanità e in assistenza. Dobbiamo capire cosa succede per il futuro. Progetto anche Casa di Riposo, ne ho presentata una recentemente da 120 posti, sono bellissime, sono coordinate con la regione, però quando io avrò 65 anni, cioè tra pochi anni purtroppo,
saremo talmente tanta gente e quindi dobbiamo trovare modelli nuovi. Quindi tutti insieme dobbiamo cercare di investire rapidamente su modelli nuovi per il nostro territorio. Il secondo aspetto, non abbiamo le professionalità, le abbiamo tanto meno nei piccoli comuni perché i grandi comuni se le portano via. Quindi vedo Mario è un cacciatore di teste, quando vede una persona importante la porta via ancora prima che tu riesca a raggiungere. Allora dobbiamo fare però sinergia tra comuni e dobbiamo mettere in moto quello che Mario ha già fatto, cioè un rapporto molto stretto con le università per produrre, per dar sì che ci siano professionisti che possano entrare nella pubblica amministrazione, perché deve diventare ancora un orgoglio, non deve essere una pena entrare in una pubblica amministrazione. E sono un po' colpito da quello che ha fatto il governo, no? Che ha messo così questa entrata in pubblica amministrazione quasi fosse una favola. Non è così, dobbiamo creare dei veri e propri professionisti. Siamo molto avanti, soprattutto il Veneto nell'imprenditoria. Dobbiamo riportare all'interno dei nostri enti pubblici persone formate e qualitative. Quindi in futuro dobbiamo lavorare molto su questo aspetto. E questo è il secondo punto. Poi c'è il problema della casa. Il problema della casa c'è, esiste. Sentivo prima Mario che sta facendo un progetto innovativo per il co-housing per le giovani coppie e noi dobbiamo trovare una soluzione perché anche qui i disagi sociali sono aumentati tantissimo e aumenteranno ancora di più. Avevamo un modello virtuoso, che non vedo più nessuno della regione, ancora 15 anni fa, dove la regione aveva messo dei fondi che abbinava pubblico-privato e mai come quei fondi avevamo sviluppato alloggi convenzionati e sovvenzionati in parte, perché poi una parte di questi fondi andava direttamente alle ATER e avevamo avuto un successo straordinario. L'avevamo fatto noi e la Lombardia. Di tutto questo abbiamo perso traccia, invece dobbiamo ritornare su questo processo e l'altro processo importante, approfitto, siamo in pochi, ma questo dobbiamo dircelo, è il tipo di modello sociale delle nostre case. Perché non possiamo concentrare tutte le sfortune in unici posti. Continuiamo ad avere un sistema sociale che è paragonabile al Comodo 64. Il Comodo 64, ovvero la legge Fanfani, quando è partita a suo tempo, è stata illuminante, però è cambiato il mondo e noi, se vogliamo risolvere la socialità, dobbiamo interporre, a questo progetto qualcosa di nuovo. Allora, dove si trova qualcosa di nuovo? Si trova nella capacità di mettere i casi sociali insieme ai quelli normali. La Germania lo insegna, la Francia l'ha capito tardi, si è creato anche dei grossi problemi, noi dobbiamo fare lo stesso, perché se in un condominio di 10 famiglie, 2 hanno un disagio e 8 sono, chiamiamolo così, abbastanza normali, anche le 2 realtà poco integrate si adeguano. Ma se tu prendi, faccio un esempio eclatante, se andate a Torbella Monaca, non so chi si sia andato di voi, ci sono dei condomini fantastici, però non trovate più i campanelli, non ci sono più le porte, ci sono rifiuti da ogni parte, perché in quella realtà tutta la socialità che aveva qualche problema è stata concentrata lì. I palazzoni sono bellissimi, ma la situazione è degradata. Quindi noi dobbiamo chiederci cosa vogliamo per il nostro futuro. Non entro nella questione migranti, però tutto quello che è difficoltà può diventare opportunità. Quindi penso che nel periodo in cui Mario ha gestito e Maria Rosa hanno gestito ANCI, questo è stato visibile e credibile. Abbiamo una grande difficoltà, lo dico, non so se condividete, di andare a portare questo anche a livello nazionale. Ultima battuta. Appena sono entrato in ANCI ho visto dei fondi eccezionali. Sono andato a vedere questi fondi che erano per grandi e per più piccoli comuni. Peccato che quei fondi fossero riservati per la maggior parte a comuni di sesto. Tanto è vero che il sindaco di Barbona, il più piccolo comune di Padova, aveva simbolicamente messo in moto un percorso per andare in dissesto economico e recuperare una parte di quei fondi. Noi invece dobbiamo essere virtuosi e non possiamo essere virtuosi solo noi, dobbiamo creare una mentalità virtuosa perché è l'unico modo in cui se ne esce. Quindi continuiamo a lavorare in questa maniera, abbiamo tanti amici sindaci qua, abbiamo anche la possibilità di confrontarci su tutti questi temi, però sono temi su cui ci giochiamo il futuro. Non c'è tempo, se noi prendiamo il metro, ecco, il metro di una vita ordinaria è 84 anni. È anche vero che la vita si vive bene fino a 60.
Quindi vuol dire che trasciniamo la nostra vita da 60 a 84 in maniera, diciamo, non ottimale. Noi siamo in questa fase, dobbiamo migliorare rapidamente la nostra vita dai 60 agli 84 perché le nostre comunità invecchiano, le nostre risorse sono sempre più scarse, finito il 2026 dobbiamo andare a ritornare una parte di quei soldi che la comunità europea ci darà, quindi abbiamo una grande responsabilità. Io lo dico da un comune da 4.300 abitanti, ma vedo Tommasi che è sindaco di Verona, che ne ha tanti di più, vedo Mario Conte e quant'altro, però siamo tutti nella stessa barca. O troviamo strategie rapide per risolvere la tematica, oppure ci ricade tutto addosso e il futuro è vicino. Grazie. Grazie. Ho visto che comunque parlava il sindaco di Trivano, tutti si sono messi a contare 50, 60, quanto ci resta di divertimento? Gli anni, io ho compiuto 50 anni qualche giorno fa, quindi ho 10 anni di follie, forse per 60 devo riprogrammare. L'altro sindaco? Sì, buongiorno, Comune Valdizzolo, Dolomiti Bellunesi. Allora, è una bella festa, possiamo dire che tutti i comuni sono A, non sono A e B. Non è vero, ci sono comuni in Serie A e comuni in Serie B. Ma perché? Perché ci sono comuni che si fanno carico dei servizi per la comunità ed altri che non se ne fanno carico. Ed è un tema, perché il mio comune è di riposo, una scuola e li deve mantenere e non ha le risorse. Il comune a fianco ha 400 abitanti, prende risorse, drena risorse e non ha servizi. Ed è un tema del quale dobbiamo parlare quando si analizza il riordino. Prima, ascoltando l'assessore che parlava dei vari enti che ci sono, mi stavo anche permettendo. Non finiva più di dirli. Cioè non possiamo provincia, regione, comune, IPA, aree interne. Non si può gestire il territorio regionale e provinciale in questo modo. Gli ordini devono essere diversi, regione, provincia, comuni e possibilmente comuni fusi. Ma questo non era in realtà il motivo del mio intervento. A me sta a cuore un tema del quale si parla troppo poco e credo che quando lo dirò forse qualcuno lo vive direttamente come lo vivo io, che ho a breve avrò a carico un procedimento penale su questo argomento. Si tratta del riconoscimento iure sanguinis delle cittadinanze. Le nostre anagrafi stanno scoppiando. Allora, non sono l'unico che conosce il tema. È di fatto molto complicato dal punto di vista giuridico. Ad oggi, ad esempio, è uscita una circolare, insomma, poi voi i tecnici lo sanno meglio di me, che prevede che tramite ordinanza il tribunale imponga la trascrizione ai comuni. Il mio comune ha 300 trascrizioni da fare. Io ho 2 dipendenti all'anagrafe. Andate a dire a Roma, voi che potete, che visto che i tribunali decidono di dare le cittadinanze, che si facciano anche le trascrizioni. Perché noi non ce la facciamo. E poi io chiudo l'argomento del muro. Il tema comunque delle cittadinanze universali, anche il tema del quale dobbiamo discutere. Guardate che se ne è parlato in questi anni. Abbiamo avuto comuni indagati, dipendenti anagrafici arrestati, vigili sotto processo. È un tema che non stiamo affrontando assolutamente. Grazie. Grazie. Ci sono altri interventi? Sì, vedo un altro amministratore. Credo che sia l'ultimo, poi col Presidente Conte facciamo sintesi della giornata. Prego. Grazie, buongiorno a tutti, sono il sindaco di Trevignano che ha 10.000 e qualcosa abitanti. Volevo ringraziare per l'opportunità di questo confronto odierno. Ci siamo detti tutto un sacco di problemi. Allora io per l'ANCI mi occupo di rifiuti e giro un po' l'Italia e quindi abbiamo l'occasione di parlare anche di tante altre cose. Mi verrebbe da dire che se qualche altro nostro collega di qualche altra regione venisse alla nostra assemblea ci direbbe ma di cosa state parlando, voi non avete problemi. E questo ci deve far riflettere su tante cose. Sul fatto, mi è piaciuto l'intervento di Zaia, del Presidente Zaia, quando ha detto che ci sono bravi sindaci in Veneto. Io sono un amministratore di lungo corso, in questi 20 anni ho visto tanti colleghi passare
e c'è da dire che il Veneto è sempre stato bene amministrato in tante e in tantissime situazioni. Abbiamo fatto miracoli con pochi soldi e continuiamo a farli. Siamo esigenti come sono esigenti i nostri cittadini e quindi giustamente continuiamo a lamentarci che abbiamo bisogno di risorse, però dobbiamo essere anche sufficientemente bravi di dire cosa siamo riusciti a fare in tutti questi anni con le difficoltà e con quello che ci hanno dato, che lo abbiamo speso bene, perché se giriamo il nostro territorio è sicuramente non tenuto bene come l'Alto Adige perché hanno molte più risorse, ma mediamente molto meglio di tutti quei territori che hanno magari avuto più risorse di noi. Poi penso, chi mi conosce sa che sono sempre stato uno partito dell'autonomia, però credo che ne abbiamo assolutamente bisogno, perché non possiamo continuare a confrontarci con situazioni molto diverse dalle nostre. Rischiamo sempre, se no, di andare al ribasso e quindi ne abbiamo assolutamente bisogno. Su questo bisogna continuare a insistere, perché Mario Conte, quando si confronta con i suoi colleghi, vede che i problemi molti sono comuni, ma molti sono diversi e le soluzioni nazionali non possono andare bene per tutti. Io vi ho detto che ho l'esperienza dei rifiuti, quel giorno che si va a ragionare di medie, noi poi non ci stiamo più dentro con le medie e quindi diventa ulteriormente complicato. Poi chiedo ai regionali che sono rimasti, vediamo di chiuderla questa faccenda degli ATS, perché sta diventando una minestra un po' troppo lunga, ci rischia di far perdere un sacco di tempo. Abbiamo avuto degli esempi di cooperazione nei nostri comuni importanti su altri settori, l'idrico per non citare le cose altre, insomma abbiamo dimostrato la capacità di saper lavorare insieme. È vero che ci sono tanti organismi che forse bisognerebbe fare un po' di sintesi, però mediamente quelli che abbiamo avuto li abbiamo sempre sfruttati e i risultati si vedono sempre comparando quello che succede dalle altre parti. Quindi dico, muoviamoci e chiudiamo anche questa partita per far partire e mettere in gioco le risorse per il nostro territorio. Grazie ancora per questa opportunità, andiamo avanti e non scoraggiamoci che insomma ce la faremo. Grazie, vedo che c'è un ultimo sindaco, la sindaca di Piove di Santo, se non ricordo male. Sarò molto breve. Un invito al Presidente a sottolineare l'emergenza di avere una risposta sui fondi PNRR e rigenerazione urbana. Il mio comune è destinatario di vari fondi PNRR, tra cui anche 5 milioni collegati a questo argomento, con un aumento della spesa solo per una delle 3 opere inserite nei 5 milioni di 1.714.000 euro. Non abbiamo avuto alcuna risposta dai ministeri, anzi, poiché siamo stati troppo bravi, quindi mi riallaccio al fenomeno dei primi della classe che sono pronti. Noi abbiamo consegnato la costruzione della nuova scuola media il 26 ottobre 2022 e il governo si è dimenticato di tutte le opere che sono iniziate e cantierate nel 2022 e non ha riconosciuto la differenza prezzi. Ci ha obbligato a riconoscerla alla ditta, ma non ci ha fatto inserire nella ripartizione dei fondi. E l'altro argomento che secondo me è emergenziale a livello anche di sicurezza del nostro territorio, e su questo faccio complimenti sia al Presidente della Regione sia al Presidente di ANCI sulla questione dell'accoglienza diffusa sui territori. Noi siamo un comune che accoglie da 10 anni con il sistema SAI, abbiamo presentato il progetto per i prossimi anni, non abbiamo ancora avuto una risposta per il finanziamento. Nel frattempo siamo preoccupati perché molti di questi immigrati che vengono portati nelle palestre, nei centri, alla prima occasione scappano e poi ci rogano per i nostri comuni e hanno bisogno banalmente di lavarsi, di cibarsi. La risposta non è questa che vediamo oggi, quindi ci vuole un'assunzione di responsabilità assolutamente emergenziale, altrimenti tra qualche mese ci saranno i
sicuramente lo spazio per un'altra prima cittadina, però credo che questo sia veramente l'ultimo, così possiamo Va bene. Grazie. Allora, non mi piace essere l'ultima perché sono molto competitiva, quindi preferisco essere prima. Sono sindaco di Melara, provincia di Rovigo, e volevo spostare un po' di temi su quello che facciamo tutti i giorni. Io sto affrontando in questo periodo un problema molto importante con una dirigente scolastica piuttosto ottusa. È uscito in luglio una nuova legge che porterà a degli ulteriori ridimensionamenti nel discorso dei plessi. Siamo una regione che ha almeno 3 zone, Belluno, Venezia e la provincia di Rovigo, che si confrontano con un grandissimo spopolamento. E a questo livello dobbiamo affrontare questo discorso, perché se è vero che nessun plesso della primaria con meno di 45 studenti potrà essere tenuto aperto, affronteremo un problema abbastanza importante, che è quello di che tipo di servizi possiamo dare ai nostri cittadini che comunque decidono di abitare in campagna. Perché se è vero che c'è uno spopolamento, è vero che facciamo meno figli, è vero anche che qualcuno la campagna la deve coltivare, e per coltivare la campagna non possono abitare tutti in centro a Padova, altrimenti per spostarsi a lavorare è piuttosto complicato e complesso. Quindi la mia realtà francamente è una realtà anche abbastanza importante dal punto di vista economico. Siamo il distretto della Giostra, Melara e Bergantino, esportiamo e abbiamo bisogno di operai e anche gente che viene a lavorare. E quando sento che qualche assessore dice che noi siamo un territorio a grande denatalità, è vero, però la somma dei cittadini di un paese si fa nati, pochi, morti, parecchi di più, ma anche immigrati ed emigrati. Quindi attuare dei flussi migratori che sono funzionali anche, quindi con l'inserimento nelle nostre aree nella regione, penso che il lavoro sia l'ultimo dei problemi, che si spostano notoriamente sono le persone tra i 20 e i 40 anni, dopodiché è più fatica spostarsi, quelle sono anche le persone che fanno figli, che fanno reddito, che portano flussi positivi all'interno di una comunità. Volevo sottolineare questo problema, ce l'avremo, quindi ci dovremo confrontare con il ridimensionamento e la decisione che dovremo affrontare per la soppressione degli istituti comprensivi, dei quali io francamente non vedo una grande problematica, perché una dirigente adesso fa 2 o 3 istituti comprensivi, quindi non mi sembra grandioso come risparmio. Detto questo, volevo dire solo un'altra cosa. I comuni piccoli come i nostri hanno una funzione sociale. Ricordatevi, io sono un paese, in provincia di Rovigo, sono il sud-ovest di tutto il nord-est, quindi sono un punto estremo e sono periferica in senso assoluto. Guardate che se noi le abbandoniamo rispetto ai servizi e quindi retrocediamo, togliamo le scuole, togliamo infrastrutture di altro tipo, diventiamo vere e proprie periferie. E non è che la periferia è solo quella che c'è a, non so, oppure a Padova, non so, la Stanga e quant'altro. Quindi questo è quello che volevo dire. Unisco un ultimo problema: ci confrontiamo spesso con le poche risorse, è vero, però noi siamo bravi, ci arrangiamo, siamo piccoli ma tosti. Però ci sono delle situazioni nelle quali vorrei portarvi ad una riflessione. Il comune di Salara, non voglio dire mio, però il comune di Salara ha 1100 abitanti, il comune di Alleghe ne ha 1100. Secondo voi gestiscono gli stessi bilanci? Questo per dire che qualcuno ha più soldi di altri. Da dove arrivano? Allora, se vogliamo ragionare sulle diseguaglianze, cominciamo all'interno del Veneto, mettiamoci tutti a competere, visto che siamo nel territorio di uno che ha fatto della competizione e ci ha portato anche gloria, grazie. E facciamo della competizione, passatemi il termine, corretta e onesta, cioè giochiamo tutti alla pari. Buon appetito, perché c'è Allora, non ci crederete, qualche giorno fa, quando eravamo in riunione con la struttura di Anci Veneto, avevamo scritto su questo fogliettino: chiusura dei lavori, Presidente Mario Conte 12:30, sono le 12:27, quindi abbiamo 3 minuti, no,
scherzo. Grazie a tutti per la vostra presenza e la vostra puntualità. Sindaco e Presidente, le lascio la parola e facendo sintesi della mattinata mi sono rimaste in mente alcune parole che io le offro come spunto per la chiusura. La prima è sicuramente il rapporto, la collaborazione che c'è con la Regione. Credo che l'esempio di collaborazione di ANCI Veneto con la Regione sia un modello anche in questo caso per il resto d'Italia. Il secondo è l'orgoglio. Dei sindaci li vediamo veramente partecipi in prima linea dell'attività. La terza è la sofferenza anche dei dipendenti che non si sentono valorizzati, le professionalità, la gente che non partecipa ai concorsi. Io pochi giorni fa ero a fare un incontro con un ente pubblico, non le dico quale, mi hanno detto dobbiamo fare un concorso per la segreteria. Che palazzetto dello sport affittiamo, arriveranno migliaia di persone, e si sono presentate in 5 persone, quindi c'è anche questo tema. E non è stata una giornata di lamentele come poteva diventare, ma di spunti. L'ultima parola è questa qua, futuro. Abbiamo parlato di demografia, di un'idea del Veneto, di una reindustrializzazione che sta avvenendo. Tra 10 anni banalmente non ci saranno più motori termici, ma il Veneto è costellato per esempio di tante aziende che si occupano di questo settore, e gli imprenditori, mi prendo quel minuto che ci avanza, hanno l'età media dei sindaci che diceva poco fa il Bazzarello, sono cinquantenni, sessantenni che hanno costruito queste aziende e che oggi dovrebbero riconvertire per arrivare tra 10 anni a essere competitivi. Lo faranno o diranno io ho fatto la mia vita, la mia carriera, chiudo, finisco? Che ne sarà dei nostri giovani, dei nostri territori, del nostro tessuto produttivo? Quindi l'ultima parola per la quale le chiedo di parlare è proprio questa qua, futuro. Che futuro vediamo per questo momento? Approfitto. Innanzitutto vi chiedo un applauso per Giuliano Gargano che ci ha assistito e accompagnato in questa giornata. Una domanda da poco, ci vogliono altri 3 giorni di convegno. Infatti le volevo proporre la prossima volta invece di fare di strategia di fare una 3 giorni, così sviluppiamo. La facciamo volentieri, però io partirei soprattutto dalla parola finale, dal futuro, perché poi in realtà noi non vogliamo incontrarci sempre per ricordarci quelle che sono le nostre difficoltà. Certo ci sono, ne prendiamo atto, lavoriamo, troviamo soluzioni, però poi noi siamo qui perché stiamo guardando al futuro. Però dobbiamo avere la forza anche di cambiare il paradigma, no? Nel senso che noi che guardiamo il futuro, che conosciamo alla perfezione quelle che sono le sensibilità, le esigenze, le problematiche, le opportunità, le risorse dei nostri territori, troppe volte ci dobbiamo accontentare o subiamo delle scelte che arrivano dall'alto che in realtà nulla sanno della nostra comunità. E quindi credo che se vogliamo cambiare davvero il punto di vista dobbiamo innanzitutto continuare a fare squadra, continuare a condividere, continuare a confrontarci e continuare ad ascoltare quello che è il sentimento delle nostre comunità. Gli spin doctor dei sindaci sono i cittadini, è la signora Maria che ogni mattina incontri al mercato, nella piazza, in chiesa, alla sagra, la signora che viene a chiederti l'appuntamento in municipio o l'appuntamento che il sindaco va a fare in casa per vedere quelli che sono i problemi. Noi non abbiamo esperti di comunicazione che ci assistono, ma abbiamo tanti cittadini che ogni giorno ci manifestano quelle che sono le loro difficoltà. Sta cambiando la sensibilità della comunità, stanno cambiando le tendenze ed è vero, noi abbiamo degli strumenti che talvolta risultano essere anacronistici rispetto ai temi che dobbiamo affrontare oggi. Cioè i cittadini quando ci portano un problema, il giorno dopo ti chiamano per sapere se hai trovato la soluzione, non è che aspettano l'ICM e il confronto della Commissione Europea, il giorno dopo vorrebbero avere la soluzione. Allora noi siamo qui anche per costruire e mettere a disposizione degli enti superiori delle proposte per darci degli strumenti che possano essere quanto più attuali. Prima l'assessore Corazzani citava l'incontro che ho fatto con le ATER, perché sul tema dell'abitare, il tema della casa, o tutti
tutti facciamo sociale o nessuno fa sociale, però non esiste che solo i comuni fanno sociale e gli altri no. Allora il tema della casa deve essere affrontato con serietà, con responsabilità. Hanno tolto il fondo per rimborsare e per aiutare le famiglie in difficoltà per sostenere gli affitti e non può ricadere sempre e solo tutto sui comuni, cioè non ce la facciamo. Però detto questo, noi guardiamo al futuro che è un futuro che ci impone il tema della sostenibilità ambientale, ma i sindaci non si dimenticano nemmeno della sostenibilità sociale, perché quando noi mettiamo in campo un'iniziativa dobbiamo essere equilibrati tra quelle che sono le opportunità e le criticità, perché noi siamo chiamati ad essere un punto di riferimento che dà risposta alla signora di 80 anni che nulla ha a che fare con le tecnologie, come la nipote della signora di 80 anni che è nata con il cellulare in mano. Quando si parla di digitalizzazione noi dobbiamo dare risposta a tutta la nostra comunità e nessuno, meglio dei sindaci, è in grado di portare alle istituzioni di tutti i livelli quelle che sono le reali esigenze delle comunità. Chiudo dicendo, e non me ne voglia l'amico Damiano Tommasi, che ancora una volta ringrazio per l'ospitalità di una città che è meravigliosa, è quasi bella come Treviso. Bella. Però dico, noi siamo comunque una regione che nel DNA ha rugby, molto, anche al calcio, non sono calciatore, però io arrivo dalla città, adesso che c'è Rovigo, che c'è Padova, e il rugby porta con sé dei valori che sono straordinari. Intanto è davvero il massimo per quanto riguarda il gioco di squadra, cioè nel rugby la squadra è tutto, perché nel rugby o tutti vanno in meta o nessuno va in meta. Nel rugby si passa sempre la palla, chi sta un passo più indietro, e nel rugby se un compagno viene placato tutta la squadra va a sostegno. Ecco, io l'appello che faccio ai sindaci del Veneto oggi è quello di fare nostri i valori del rugby. Mai come in questo momento dobbiamo essere squadra, dobbiamo sostenerci e dobbiamo passare la palla a chi è leggermente più indietro rispetto a noi per avanzare tutti insieme. Se avanzeremo tutti insieme arriveremo davvero lontano, perché quell'essere squadra, quell'essere massa critica ci consente di ottenere davvero tante cose, perché se è vero che i veneti si lamentano al bar ma dopo le soluzioni le trovano, è altrettanto vero che il nostro essere virtuosi, il nostro trovare soluzioni non deve diventare una moda cattiva per gli enti superiori. Non è che dicono ma i veneti comunque in qualche modo si arrangiano. Noi ci arrangiamo anche, però poi le soluzioni vanno trovate e soprattutto le risorse vanno riconosciute, perché noi guardiamo al futuro per un paese meritocratico e siccome noi bravi, corretti, onesti, operativi lo siamo, semplicemente chiediamo di essere rispettati. Chiudo con una serie di ringraziamenti, intanto a Cassa Depositi e Prestiti, GSE, Credito Sportivo. L'appello che faccio ai sindaci è usiamoli, nel senso che sono persone che mettono a disposizione non soltanto la loro professionalità ma una particolare sensibilità nei confronti degli amministratori locali, e questo lo dico perché quando vengono ad incontrare il tuo ente davvero non hai la sensazione che venga un istituto qualsiasi, ma vengono degli amici che ti portano dei consigli, che ti accompagnano in un percorso che certamente può portare dei benefici all'ente e quindi anche alle nostre comunità. Io vi ringrazio per essere stati qui oggi, penso anche che sia necessario poi con ogni singolo ente fare dei corsi online per capire, magari delegando i tecnici comunali, quelle che sono concretamente tutte le operazioni e opportunità che voi rispettivamente potete darci, quindi poi ci sentiremo però di volta in volta fare un webinar online in modo tale che davvero le vostre informazioni possano diventare capillari. Poi ringrazio ovviamente le mie due, la spalla destra e la spalla sinistra, a destra mettono Venturini, a sinistra la Pavanelli. Però le ringrazio tutto l'ufficio di presidenza, ringrazio tutti i comuni del Veneto, ringrazio il direttore Carlo Rapicauri al quale chiedo un grande applauso. Ringrazio il direttore Muoio, ringrazio tutti, ogni singolo collaboratore di ANCI Veneto, perché guardate che durante l'anno fanno un lavoro di formazione che è davvero straordinario, nei numeri e nella qualità. Ringrazio Roberto Mazzarello che rappresenta i giovani amministratori, anche loro
fatto un appuntamento nella mia città, sono stato davvero onorato di potervi ospitare, dove vi siete fatti carico di coinvolgere tutti i sindaci d'Italia, ho in magna, e vi racconto solo questa: alle 2:30 di notte mi chiama la polizia locale dicendo che c'è un gruppo di sindaci che canta Romagna Mia. Passa chi canta, era il bis. Però grazie Roberto, perché l'entusiasmo dei giovani e soprattutto la speranza che i giovani danno dal punto di vista amministrativo, perché se ci sono i giovani che si affacciano al mondo della politica, al mondo dell'amministrazione, vuol dire che i giovani portano anche quella sensibilità di cui abbiamo bisogno. Chiudo dicendo che nelle cartelline troverete la bozza del documento che il direttore insieme all'ufficio di presidenza ha stilato, è frutto delle osservazioni che voi avete mandato in queste settimane. Questa è una prima bozza, voi portatevelo a casa, poi ve lo inoltriamo via mail, abbiamo un'altra settimana di tempo se qualcuno vuole integrare, correggere, modificare, migliorare, non stai cambiando tutto perché possibilmente, tendenzialmente i temi sono quelli che abbiamo trattato oggi, dopodiché tra una settimana chiudiamo il testo e sarà nostra cura farlo avere a tutti i livelli, dalla regione al governo fino all'Unione Europea. Grazie davvero di cuore a tutti per essere stati qui oggi, adesso ci aspetta un sobrio rinfresco. Il terzo tempo. E viva i Veneti e viva i sindaci.